Buongiorno a tutti, benvenuti a Sveglia Trieste. In questa nuova puntata, che è l'ultima del mese di aprile, avremo ospiti in studio Angelo D'Adamo, presidente regionale di Federconsumatori, e poi il segretario della CGIL di Trieste, Massimo Varega. Quindi se vorrete fare le vostre segnalazioni potrete farlo come sempre chiamandoci in diretta oppure scrivendoci una mail. Avremo naturalmente anche i nostri collegamenti esterni e la rassegna stampa come ogni mattina, ma cominciamo subito con le previsioni del tempo. Con il sito dell'Osmeralpa regionale andiamo a vedere la situazione generale sulla nostra regione. Sulla regione fluiscono in quota correnti da sud piuttosto calde e secche. Mercoledì si avvicinerà un fronte mediterraneo che sarà più attivo giovedì. Quindi per oggi, martedì 30 aprile, bel tempo, cielo sereno, poco nuvoloso, con temperature pomeridiane quasi estive in pianura e sulla zona montana. Sulla costa soffierà Borino al mattino e poi nuovamente in serata, mentre di pomeriggio potrà entrare la brezza che manterrà l'aria più fresca. Mentre per domani, mercoledì 1 maggio, nuvolosità variabile con la possibilità di qualche pioggia sparsa o di qualche rovescio temporalesco, più probabili e frequenti sui monti, e dal pomeriggio sulla costa soffierà ancora Borino. Lo vediamo in questa grafica. Peggioramento previsto per giovedì 2 maggio, coperto con piogge da abbondanti a intense, più continue e frequenti sulle prealpi, anche temporalesche. Sulla costa pioverà meno e sarà possibile qualche schiarita con vento moderato da sud. Quota neve sui 2200 metri, in pianura e in montagna temperature massime in diminuzione. Questo è il quadro meteo per i prossimi giorni secondo l'Osmeralpa regionale. Allora adesso andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani in edicola quest'oggi. Vediamo che il Piccolo di Trieste apre con la situazione verso il 1 maggio, ne parleremo anche noi con il sindacalista, il segretario della CGIL più tardi nel corso della trasmissione. 1 maggio di pace e diritti, la festa del lavoro in regione. A Monfalcone l'evento nazionale, attese tra le 4 e le 5.000 persone. Da Gorizia l'appello sui frontalieri. Monfalcone si scopre capitale nazionale del mondo del lavoro. Gorizia e l'intero territorio isontino tornano a essere fulcro della riflessione transfrontaliera su problemi dei diritti degli occupati. Domani la città dei cantieri ospiterà la manifestazione nazionale del 1 maggio di CGIL Cisle Uil, che torna in Friuli Venezia Giulia, 10 anni di distanza dal comizio di Pordenone e a 20 da quello che si svolse a Gorizia nel 2004 in occasione proprio dell'allargamento a est dei confini dell'Unione Europea. Vediamo in città, nella zona urbana, si moltiplicano le scritte che convivono con gli scavi archeologici e vediamo che c'è questo fenomeno tra i muri e lampioni di Civitavecchia nel mirino dei writers. Ancora vediamo la notizia di cronaca, malore fatale, l'ambulanza arriva solo dopo 23 minuti, una persona è morta e soccorsi intervenuti 23 minuti dopo la prima chiamata d'emergenza. La procura sarà appunto la procura a stabilire se ci sono profili di reato nella drammatica vicenda di ieri avvenuta nel giardino di una casa di campagna in zona Valmaura. I vostri ricordi legati alla luminosa icona triestina vengono pubblicati dal Piccolo quest'oggi, e poi tanti bagnanti alla Costa dei Barbari tra le immondizie. Ancora il festival, la grande onda del cambiamento, l'appuntamento per il 6 e 7 maggio a Trieste per il festival appunto del cambiamento. Poi l'analisi, il Papa e l'arte, rifugio dai mali del mondo, e vediamo ancora, seguiremo l'esempio di Benedetti. I vertici del gruppo Danieli scrivono ai dipendenti dopo la morte dell'imprenditore. A Butrio le bandiere a mezz'asta, tristezza nella fabbrica. Andiamo a vedere le notizie sul Piccolo di Gorizia e Monfalcone, e le notizie particolarmente dedicate alle città appunto di Gorizia e Monfalcone. Il Conference Center di Gorizia si candida a diventare casa della diplomazia. Ieri il Cardinal Zuppi all'Università di Gorizia.
Poi scoppia un incendio in un hotel a Lignano, 2 intossicati e ancora Grado approva le regole antirumore per feste e locali. Ancora nuovi itinerari e rastrelliere, Gradisca a misura di bici. La Fortezza scommette su turismo slow e mobilità sostenibile. Andiamo a vedere gli altri giornali in edicola quest'oggi, i quotidiani nazionali. Andiamo a vedere il Corriere della Sera, eccolo qui, prima pagina. Corsa per la chiusura delle liste alle europee, l'idea sulla scheda Vannacci, detto il generale. Rush finale per presentare le liste alle elezioni europee di giugno, tra i leader in campo Meloni, Schlein, Tajani e Calenda, mentre Renzi non ha ancora sciolto la riserva. Sulla scheda della Lega ci sarà anche Roberto Vannacci, detto il generale. Gaza, spinta per la tregua, gli USA, ora Hamas accetti l'intesa, il cessate il fuoco in cambio di 33 ostaggi. Blinken a Riyadh, il ruolo dei sauditi, nuovi attacchi a Rafah, decine di vittime, ci sono dei bambini. Ancora Biden su Israele, rischia di perdere consensi decisivi, e il commento del politologo Vali Nasr. La nota dell'azienda dopo le parole del giornalista Franco Di Mare, la malattia, la RAI, non sapevamo, siamo venuti a conoscenza solo ieri sera della drammatica vicenda di Franco Di Mare, così rispondono i vertici RAI dopo la denuncia del giornalista di essere stato abbandonato. Ancora accuse di violenza, Depardieu a processo, l'attore francese interrogato, il confronto con una delle donne che ha denunciato gli abusi. Ancora parla l'ex finanziere di 85 anni, i rapinatori, ho sparato ma solo in aria. Allora andiamo a vedere un voto nel nome dei leader, il commento di Venanzio Postiglione sul Corriere della Sera, un tema trattato anche da altri quotidiani. Andiamo a vedere la Repubblica, un'Europa diseguale, su questo si concentra Repubblica, verso le elezioni, beffa nel decreto 1° maggio, i 100 euro arrivano solo nel 2025. Secondo il rapporto del Censis sull'Unione Europea, l'impoverimento dovuto alle varie crisi premia astensionismo e populisti. Il caso Italia, il 49% non si fida dell'Europarlamento. Michel, fermiamo la destra, non difende gli ideali comuni, dice. Un elettore su 3 quindi dell'Unione Europea arriverà al seggio a giugno con un profondo malessere dei perdenti. Medio Oriente, ore decisive per tregua e ostaggi, Blinken, dipende tutto da Hamas. Ancora l'Italia dà a Kiev in segreto i missili a lungo raggio per quanto riguarda la guerra in Ucraina. Vediamo il cartellone, il romanzo di Lenin, La rivoluzione non è invulnerabile, l'approfondimento di Ezio Mauro, poi Genovese, il film sul trio Rossellini, Magnani, Bergman, e Buffon, amo il coraggio degli eroi folli. Anche qui Depardieu, nuove accuse di molestia, adesso lo aspetta il processo. Il Sole 24 ore di oggi, fisco pronto il 730 semplificato, ricerca e sviluppo industria 4.0, firma digitale e PEC per inviare le comunicazioni, sblocca crediti. Poi lavoro, 7 bonus in arrivo, indennità di 100 euro a gennaio, quindi del prossimo anno, come abbiamo già visto su Repubblica. Trasporto aereo, domande in crescita, biglietti più cari. Si fa un'analisi di un fenomeno di cui in molti si sono già accorti. Vediamo ancora La Stampa, 13esime, il bonus è sparito. Meloni, 100 euro a gennaio per i redditi sotto i 28.000, 2 anni di sgravi del 120% per chi assume. L'incontro a Palazzo Chigi, Landini diserta, si ricordano di noi solo il 1° maggio, dice il sindacalista, la CISL, direzione giusta. La TV è vecchia, Chiambretti, siamo fermi a 10 anni fa, l'attesa del voto non aiuta. Questo è l'intervento appunto di Piero Chiambretti sulla Stampa. Il lavoro in Italia c'è ma non si sente bene, il commento di Marianna Filandri, e poi ancora l'inchiesta, i pestaggi al Beccaria, al carcere minorile, le foto della vergogna. Il Fatto Quotidiano, DL 1° maggio, sussidi ai padroni, dilaga il lavoro nero e minorile. Questo è il titolo sicuramente molto critico del Fatto. Il governo dà altri soldi alle imprese, il testo illustrato e
sindacati, fino al 2025 deduzioni da 8.000 euro a contratto. Il MEF non ha soldi, la mancetta sulle tredicesime arriva nel 2025, l'abbiamo già visto negli altri quotidiani, le storie dello sfruttamento. Ancora l'inchiesta Santanchè, il figlio fu imputato e prescritto, Villa in Versilia, richiesta di giudizio, 3 anni in mano al GIP. Udienza mai fissata, nel 2017 intestatario della casa con gli abusi finì nei guai, la dirigente senza permessi, chiederemo che venga demolita. Andiamo a vedere ancora il giornale, eccolo qui, Il Mondo tifa per la tregua, le università per i terroristi, questa è la lettura del giornale. Crisi in Medio Oriente, Gaza, ore decisive, dai college statunitensi parte l'onda filo Hamas. Ancora incentivi a chi assume, 100 euro ai lavoratori con figli, Meloni presenta il decreto coesione, oneri fiscali ridotti per le aziende, bonus ai redditi fino a 28.000 euro, le misure per l'occupazione. Ancora il Libero, la vera festa del lavoro, bonus e sgravi oggi in Consiglio dei Ministri, a gennaio 100 euro ai dipendenti con reddito non superiore a 28.000 euro e un figlio a carico. Decreto coesione, in arrivo oltre 1 miliardo per chi assume. Sinistra in crisi di nervi per Scrivi Giorgia, il Viminale dice si può fare. Anche qui vediamo il generale sbeffeggia i compagni, la maglietta anti-Vannacci è uno spot per Vannacci, appunto. Fa giocare a suo favore, insomma, questa iniziativa che doveva essere contro la sua candidatura. L'occasione mancata della povera Elli, invece Daniele Capezzone che scrive l'editoriale oggi appunto su Libero. Il Domani, sanità, salario minimo e pazienza, Schlein sfida il populismo di Meloni. Le europee, il duello tra le leader, il discorso di Pescara ha chiarito la tattica della Premier, omissioni sui fatti, vittimismo e mito dell'underdog. La segretaria del PD non personalizzerà la sfida ma farà una campagna per smontare le tesi dell'avversaria, così annuncia appunto Elly Schlein. Dopo lo scoop di Domani, le ricostruzioni sulla spy story divergono, le mosse di Aise e Digos, Gianbruno, scontro nei servizi segreti, bufera nei servizi segreti a Palazzo Chigi per la gestione del caso Gianbruno, ora negli apparati e tutti contro tutti. Così dicono appunto sul Domani. Ancora l'analisi, i retrogradi hanno diritto di parola, il moralismo non batterà i Vannacci. Andiamo a vedere ancora il Piccolo, torniamo sul Piccolo di Trieste per vedere le notizie in casa nostra. Andiamo a vedere il 1° maggio, appunto per la pace e il lavoro, a Monfalcone l'evento nazionale, da Gorizia appello sui diritti senza confini. Ci si concentra appunto su questo a Gorizia, salari più bassi e carriere in salita, gli ostacoli di genere da rimuovere, l'analisi delle disparità che penalizzano le donne lavoratrici. Ancora la comunità bengalese rinuncia all'ultimo al corteo separato e si unisce ai sindacati. Gli operai stranieri dell'appalto, inizialmente tentati di muoversi da soli, confluiranno in Piazza della Repubblica. Oggi ci sarà un vertice sulla sicurezza per l'iniziativa di domani a Monfalcone a livello nazionale. Alla fine è stato deciso di non forzare, anche per non alimentare tensioni in una giornata già da massima allerta. Sotto il nome Non c'è niente, Schlein attacca la sfidante Giorgia, i nodi della politica, aspettando il confronto TV, il botta e risposta e a distanza, attesa le decisioni di Renzi, si valuta uno sconto delle firme. Emiliano e l'antimafia, scontro invece sull'audizione, l'inchiesta sulle infiltrazioni criminali a Bari. E qui vediamo Vannacci che si difende e rilancia, sia generale sulla scheda. Nella Lega continuano le divisioni sulla candidatura e soprattutto sulle sue parole riguardo alle classi per disabili. Salvini ha detto il Parà è stato volutamente frainteso, la stessa posizione più o meno espressa anche dal leghista, presidente della nostra regione Massimiliano Fedriga, ieri in una serie di commenti a queste dichiarazioni shock che abbiamo raccolto ieri nel corso del Consiglio regionale. Sentiamo.
Fanno discutere le dichiarazioni del generale Vannacci riguardo le classi separate per gli studenti con disabilità. Mi sembra che si sia corretto Vannacci, che abbia chiarito la sua posizione, perché oggettivamente quella espressa in una prima battuta è qualcosa ovviamente di molto diverso all'impegno che penso anche al Ministro dell'Istruzione, Valditara, sta mettendo proprio in realtà per includere le persone con disabilità, che penso, guardi, che sia una ricchezza stare insieme a tutta la classe, non soltanto per le persone con disabilità, ma soprattutto per i ragazzi e le ragazze senza disabilità, perché vivere insieme durante il percorso formativo con persone con disabilità forma, aiuta e crea un individuo consapevole. Non si vuole fare inclusione di nessun tipo, né degli immigrati né dei lavoratori immigrati, e adesso siamo ritornati a mettere le classi speciali per i disabili. Abbiamo fatto una lotta, una battaglia enorme assieme alle famiglie, con le associazioni, con il terzo settore, per fare in modo che cadessero quelle barriere anche con la Convenzione internazionale sulla disabilità, e oggi facciamo un triplo salto mortale indietro. A quando la rupe Tarpea? Credo sia uno scivolone, uno sbaglio, il generale mi pare si sia corretto, va detto chiaramente che bisogna continuare in questo percorso educativo che passa, e negli anni è passato dall'integrazione al concetto di inclusione, cioè il fatto che ci si educa e si formano i ragazzi insieme, fra persone disabili e persone normodotate, tutte hanno un accrescimento. Dichiarazioni del tutto fuori luogo che ci portano indietro di 50-60 anni rispetto all'evoluzione che c'è stata in questi anni, che ha permesso una integrazione importante anche di ragazzi disabili proprio nelle scuole, che peraltro ragazzi disabili hanno già degli insegnanti di sostegno che li aiutano, ma all'interno di una classe diciamo completa ad integrarsi ed affrontare le difficoltà della scuola, ma anche le difficoltà della vita. Sì, diventa perfino difficile commentare dichiarazioni di questo tipo che vanno in contraddizione con decenni di storia di inclusione, quindi spero si alzi un coro unanime di protesta rispetto alle dichiarazioni di Vannacci. Ecco. Allora, queste le parole di alcuni dei politici intervistati ieri. Andiamo a vedere anche un post, credo su Facebook, del dottor Marino Andolina. Ne aveva parlato qui da noi qualche giorno fa di questo viaggio per curare dei bambini di Gaza. Vediamo qui l'attesa, molto lunga l'attesa, scrive Marino Andolina, nella sala d'aspetto dell'aeroporto militare del Cairo. Bene o male arriveremo a Trieste di notte, quindi qualche difficoltà come era prevedibile, ma comunque la missione anche in collaborazione appunto con il Burlo va avanti, e seguiremo anche noi naturalmente questa vicenda, questa missione per aiutare i bimbi di Gaza. Li vediamo appunto per curarli qui al Burlo, qui da noi. Allora, andiamo ancora a vedere il giornale, torniamo sulla cronaca cittadina, ci occupiamo anche della questione dell'asilo di Roiano, l'asilo nido, la protesta sull'asilo di Roiano. Il comune andiamo avanti, dice, confronto tra le sigle e la giunta, l'amministrazione pensa solo al risparmio, dicono i sindacati che ieri hanno inscenato una manifestazione proprio in concomitanza con la partenza del Consiglio comunale. Gli assessori De Blasio e Avian difendono il partenariato pubblico-privato. Andiamo allora a vedere il nostro servizio che dà conto proprio della manifestazione di ieri sera, di ieri pomeriggio, nel tardo pomeriggio appunto in Piazza Unità da parte dei sindacati. In piazza contro la decisione dell'amministrazione comunale di adottare una soluzione pubblico-privata per la gestione dell'asilo nido che il prossimo anno aprirà negli spazi dell'ex caserma della Polstrada a Roiano. A promuovere il presidio in concomitanza con l'inizio del Consiglio comunale sono state le organizzazioni sindacali della funzione pubblica CGIL, CISL, UIL, UGL e CISAL che paventano un effetto domino su altre scuole e intendono promuovere una raccolta di firme sul tema. Nelle intenzioni della Giunta sarebbe quello di appaltarlo per metà a cooperativa privata e per l'altra metà
tenerlo ad uso pubblico. Questo per avere, loro millantano un risparmio economico di circa 300.000 euro, che su un ente che ha circa 27 milioni di avanzo economico come certificato dall'assessore al bilancio, sono bruscolini. Una bozza di delibera che noi non esitiamo a definire vergognosa, cioè, dice che vuole esternalizzare a cominciare dal nido di Roiano, e tra le motivazioni mette che i dipendenti diretti, le dipendenti in questo caso per esempio in maternità, devono essere sostituite, e questo per loro rappresenta un problema. Per noi credo che insomma sia appunto una cosa vergognosa. Chiederemo con una raccolta firme nei prossimi giorni cosa pensa la cittadinanza di questo fatto. Io vi chiedo, per cortesia, aderite e firmate questa petizione. Abbiamo la nostra professionalità da difendere, ci sono precari che lavorano da anni ormai, quindi o saniamo prima il tutto o non si andrà avanti. Torneremo fra poco anche sui lavori del Consiglio Comunale, che ieri non abbiamo fatto in tempo a documentare perché si sono protratti appunto mentre noi eravamo in onda, ma ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città. Lo facciamo con al telefono l'assistente scelto Marco Cernecca. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Buongiorno. Allora, il traffico attualmente è scarso, pochi veicoli diciamo sulla rete viaria, si sta andando a intensificare chiaramente, però adesso il momento appunto è tutto scarso. E per la nottata appena trascorsa non ha visto particolari incidenti, cioè particolari interventi. Possiamo ricordare solo un incidente accaduto in via Brigata Casale in via Flavia con la conducente del motociclo trasportata a Catinara, e soprattutto le nostre pattuglie sono state occupate per la pulizia di un tratto cosparso di sostanza viscida nella zona di San Vito, da Piazzale della Resistenza, via Colautti, via Combi, e altre cose non sono successe in particolare durante la notte. E nella giornata di oggi non abbiamo in evidenza nulla che possa interessare, nessuna manifestazione particolare che possa interessare diciamo il traffico e la viabilità. Per cui le tornerei la linea. Grazie, allora buona giornata e buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. Grazie altrettanto, buona giornata. Buongiorno, allora noi torniamo sul giornale, sul piccolo come vi dicevo, per vedere com'è andata ieri in Consiglio Comunale. C'è stata la lite sulla piscina terapeutica, il Russo abbandona il Consiglio, toni accesi anche sul 25 aprile sull'approvazione del rendiconto 23, non ammessa la domanda d'attualità sul rifacimento dell'acqua marina. Francesco Russo prende 24 ore impermeabile e invitato a uscire lascia l'Aula dopo pochi ma attesi minuti dall'inizio dei lavori. Ormai siamo alle barzellette, esclama il consigliere PD, abbandonando la seduta sotto lo sguardo delle forze dell'ordine. Evidentemente, dice, si vergognano di non avere ancora una risposta dopo 5 anni di prese in giro. Il cantiere senza fine, né apparente inizio, dell'ex piscina terapeutica acqua marina, chiusa dal 29 luglio 2019 dopo il crollo del tetto della struttura, torna a dividere il Consiglio Comunale. È stato l'esponente Dem a tentare, dando seguito alle preoccupazioni di alcuni ex utenti che a distanza di anni faticano a trovare soluzioni alternative per i loro percorsi di riabilitazione e cura, di interrogare l'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi sull'iter di ricostruzione della piscina apparentemente in stallo. Ma la domanda non viene ammessa, non risponde ai requisiti del regolamento e evasiva, non d'attualità. È fermo il presidente dell'Aula Francesco Panteca. Ne nasce una contesa risoltasi nell'uscita dall'Aula di Russo, esca da solo o scortato l'invito di Panteca, e la sospensione dei lavori. La seduta riprende 10 minuti dopo con i consiglieri di centro-sinistra, l'assessore alle politiche educative Maurizio De Blasio e quello alle risorse umane Stefano Avian, in leggero
leggero ritardo, scesi appena prima a confrontarsi con la folla chiamata dai sindacati. Il clima, anticipano dall'opposizione, è bello teso. Il question time del resto era già iniziato con i toni del duello, prendendo le mosse dalle celebrazioni del 25 aprile in Risiera. Insomma, è stata una seduta piuttosto accesa, ne parleremo sicuramente nel corso dei telegiornali di oggi. Vediamo anche l'intervento del Cardinal Zuppi: no alle divisioni, dobbiamo imparare a camminare insieme, città e chiesa hanno un legame profondissimo. Ha parlato di unione e fratellanza a Trieste il Cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, intervento che noi ieri abbiamo trasmesso in diretta. Ancora polemiche sul Burlo, Will e Nursind contro Dorbolò. Il segretario generale Will FPL Stefano Bressen e il segretario generale Nursind Luca Petruz attaccano il direttore generale del Burlo, che a loro giudizio vuole ridurre il salario dei lavoratori. Questa è la posizione dei sindacati. Ancora vediamo un altro evento che ha avuto luogo ieri in Piazza della Borsa, Spring Run pronta a partire tra inclusione e sostenibilità. Organizzatori e istituzioni lanciano l'evento della 21 km su roller alla Family Run. Giovedì la Young con le scuole, domenica il gran finale, si punta a 10.000 iscritti. E non solo sport, lo slogan della quarta edizione della Trieste Spring Run, che culminerà domenica appunto con la mezza maratona, la parallela dedicata ai roller e la Bavisela Family Run non competitiva, per le quali gli organizzatori puntano a raddoppiare i 5.000 iscritti complessivi del 2023. Rivediamo insieme il servizio di Bernardo Gulotta. Un evento dai tanti contenuti, una manifestazione sportiva, podistica nello specifico, che include numerosi richiami all'inclusione sociale, all'ambiente, al turismo e alla cultura. Trieste Spring Run è sport e molto altro. Questa mattina nello stand di Piazza della Borsa è stato possibile scoprire le differenti iniziative che accompagnano l'edizione di quest'anno. Il riferimento è alla nuova Trieste Spring Art, rassegna itinerante che valorizza tramite l'arte i luoghi simbolo del centro triestino, ma anche eventi e dibattiti dedicati al mondo dello sport regionale, della sostenibilità ambientale con l'utilizzo di materiali compostabili plastic free e dell'inclusione attraverso la già importante esperienza della giovane testimonial dell'evento, la nuotatrice paralimpica Giorgia Marchi. Perché lo sport in fondo è proprio questo: socialità, rispetto delle regole, inclusività e cultura. Non è più solo corsa, perché ci sono pattini, perché c'è ciclismo, ci sono bambini, ci sono adulti, c'è l'inclusione al massimo livello e sono tra i main di tutte le grandi aziende e di grandi progetti. Non c'è solo sport, per quest'anno c'è arte, con sostegno anche di realtà come il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, che appoggiano questi progetti diversi e che danno un calendario molto ampio di eventi per tutto. La rassegna è organizzata dall'APD Miramar in collaborazione con l'ASD Trieste Atletica, assieme al Comune di Trieste, con il patrocinio delle regioni Friuli Venezia Giulia. Accanto a loro la presenza di 2 charity partner, Dinamo Camp e Bambini del Danubio, oltre a diversi sponsor come ad esempio ZKB, Trisport, Tallo, Generali, Despar, Fondazione CR Trieste, Acegas APS e Amga, che quest'anno coinvolgerà il pubblico con un'installazione dal particolare assemblaggio e con un significato ben preciso. Sarà una illustrazione cosiddetta collaborativa, ovvero un'illustrazione che verrà composta da tutti coloro che, partecipando ad un test sulla raccolta differenziata, avranno un loro tassello che potranno apporre in un grande pannello. Sarà un'illustrazione di 6 metri e quindi con il contributo di quasi 1000 persone andremo a comporre un'opera piena, un avvicinamento della raccolta differenziata al concetto di arte, ma anche al significato per cui con il tassello, con il contributo di tante persone poi si dà colore e vita ad un progetto molto più grande. Allora, vediamo ancora qualche notizia sul piccolo. Vediamo che ci sono delle mostre in programma per quanto riguarda il Magazzino 26, gli abiti della Carrà e la storia di Marconi. Fra le esposizioni al Magazzino 26 saranno 14 gli eventi ospitati nelle sale Natans, Bisà e Fini, spazio per l'architetto navale Pergolis e la nazionale di calcio. Insomma, tante iniziative sono previste in quella zona del Porto Vecchio. Ancora 2 scorci illuminati con la tinta blu
palestra per ricordare lo stilista, Piazza della Borsa e Urban Center. Ancora l'autorità portuale sullo stabilimento, Ausonia da ristrutturare, progetto fra 4 mesi, poi la ricerca dei fondi. Qui c'è la notizia di cronaca che abbiamo visto già in prima pagina e vi abbiamo dato anche noi ieri nel corso del telegiornale. Muore dopo un malore improvviso, il giallo sull'arrivo dei soccorsi. Ambulanza e automedica impiegano oltre 20 minuti per raggiungere via Santa Maria Maddalena. Una persona morta, i soccorsi intervenuti 23 minuti dopo la prima chiamata d'emergenza. Sarà la procura a stabilire se ci sono profili di reato nella drammatica vicenda di ieri avvenuta in un terreno situato in via Santa Maria Maddalena dietro a Valmauro, in una zona non distante dalla carrozzeria Zampa. Il 63enne triestino Franco Piccidin è deceduto in seguito a un malore. I sanitari, quando sono arrivati sul posto, hanno tentato in ogni modo di salvare la persona, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare, scrive Giampaolo Sarti oggi sul Piccolo. Stando a quanto si apprende da fonti della questura, sono stati gli stessi sanitari del 118 a chiamare la polizia, un dato questo di non poco conto. Il fatto è stato reso noto altrettanto curiosamente, o perlomeno in modo irrituale, proprio dalla Sores, la sala operativa regionale, cioè la struttura di Palmanova che gestisce le chiamate di tutto il Friuli Venezia Giulia, coordinando gli interventi. Ciò che si sa dell'accaduto, oltre alle conferme della polizia sulla presenza di una pattuglia sul posto, è dunque contenuto nel report che la Sores ha inviato ai mezzi di informazione. Innanzitutto sull'orario della chiamata d'aiuto proveniente dalla moglie di Piccinin, le 14:15. Come si saprà successivamente, l'uomo era affetto da cardiopatia cronica e diabete. La donna, scrive la Sores, dichiarava che il marito era stato colto da malore mentre lavorava in campagna. L'uomo era cosciente, rispondeva lucidamente alle domande. La moglie dichiarava inoltre che il marito, per riprendersi, si era disteso su un astraio tenendo le gambe alte per facilitare la circolazione. La signora avrebbe riferito di un dolore toracico, forse un infarto in atto. Secondo il report, al telefono la signora non ha saputo comunicare all'operatore la localizzazione precisa, ma proponendosi di cercare un punto di riferimento ha dichiarato di trovarsi dietro al capannone di un'attività artigianale presente in zona. Inoltre ha aggiunto che per facilitare l'individuazione si sarebbe posizionata in strada davanti al cancello di questa attività. La centrale operativa nel frattempo ha allertato le ambulanze, classificando l'intervento in codice rosso, suggerendo alla signora di richiamare qualora ci fossero state evoluzioni. In quel momento la centrale stava gestendo 12 interventi su Trieste con altri 6 in attesa. In genere la città di giorno può contare su 8 ambulanze, 2 automediche, 10 mezzi. Possibile che non ce ne fosse nessuno fermo, pronto per le gravità, o i soccorsi in atto erano tutte emergenze importanti, ma dopo oltre un quarto d'ora dalla prima telefonata l'ambulanza non arriva ancora in via Santa Maria Maddalena. Alle 14:30 la moglie richiama dichiarando che il marito non rispondeva più e che sembrava non respirare. L'operatore Sores ha chiesto ai presenti di intervenire con le manovre guidate di rianimazione, riscontrando la loro opposizione. Mentre l'operatore continuava a prestare assistenza telefonica, continuando a ricevere un diniego, un secondo operatore Sores è riuscito a far liberare un'automedica e un'ambulanza che sono intervenute in codice rosso. L'automedica è partita alle 14:29 da Opicina, dove si trovava, arrivata sul posto alle 14:38. L'ambulanza ormai liberata da un precedente intervento è giunta invece sul luogo da Borgo San Sergio alle 14:39, purtroppo troppo tardi per questo signore di 63 anni che è morto nel campo appunto vicino casa. Allora dobbiamo fermarci per una breve pausa, ci rivediamo subito dopo, a fra pochissimo. Rieccoci in diretta, sono le 7:38 di questo martedì 30 aprile, allora torniamo a leggere i giornali, torniamo sul Corriere della Sera per vedere qual è la situazione internazionale, poi torneremo invece alle notizie di casa nostra. Allora si parla della guerra in Medio Oriente, mossa finale per l'intesa, Blinken ad Hamas un'offerta generosa, la missione del segretario di Stato, Egitto ottimista, lo Stato ebraico riduce la richiesta di ostaggi. Qui ci sono
sono alcune immagini significative. Ancora sul Corriere della Sera, normalizzazione con Riyadh, la tela di Washington per fermare Israele su Rafah. Netanyahu a Biden preoccupato per la Corte Penale Internazionale. Andiamo ancora avanti, sempre sugli stessi temi. Caso Ariston, Mosca non si ferma, risposta alle vostre azioni ostili. Per quanto riguarda invece la guerra in Ucraina, l'ambasciatore alla Farnesina, la nazionalizzazione temporanea. Tajani convoca un tavolo. L'eurodeputata è un'aggressione, l'Europa sia unita, dice Tinagli del PD, sostegno alle aziende. Andiamo ancora a vedere favori, trame, vendette, così Putin saccheggia le imprese private, nel mirino anche quelle locali più esposte, le straniere. Questo è il fenomeno che viene raccontato oggi sul Corriere. Sulla scheda Vannacci detto generale, debutto con Salvini, le assenze leghiste oggi a Roma insieme per la presentazione del libro del vice premier, rush finale per le liste, si va verso le urne. Qui vediamo la foto che abbiamo già visto in prima pagina. Andiamo ancora a vedere gaff, botte d'arroganza, il fuoco amico che ora preoccupa Giorgia, la leader alle prese con ministri, manager RAI e caporali di giornata. Qui vediamo alcuni dei protagonisti di questo racconto. Forza Italia dimora degli elettori moderati, leali con la Premier, ma siamo differenti. Tajani a Bruxelles, sarà il PPE a decidere i ruoli, così si colloca, diciamo così, Forza Italia. Antimafia, polemica su Emiliano, rinvia 2 volte l'audizione. Ancora Schlein attacca Meloni e Tarquinio agita il PD, da Israele pulizia etnica, bagar sull'autonomia, le opposizioni a rischio l'unità nazionale. Questo invece succede a centrosinistra. Fassino al profumo, l'accusa di 6 testimoni consegnata ai magistrati, la denuncia per tentato furto contro l'ex ministro. Ancora il giallo Gianbruno, verso l'archiviazione, erano solo 2 ladri, l'indagine sugli uomini intorno alla sua auto. Qui vediamo Andrea Gianbruno, appunto l'ex compagno della premier Giorgia Meloni. Andiamo a vedere ora, torniamo sul Piccolo per dar conto dell'assalto dei writer in Cittavecchia, dal ghetto all'Arco di Riccardo. Ci sono alcune immagini significative, la pregiata zona urban imbrattata giorno dopo giorno, le scritte convivono con gli scavi archeologici. Le ronde della polizia non fermano i vandali, neppure le sanzioni fino a 1.500 euro. L'albergatore è sconsolato, pieno di turisti e di degrado, dice. E qui altre immagini, insomma, di questi imbrattamenti che sembrano non aver fine. Tag sui muri, porte scuri, la situazione è in questo fotoservizio di Andrea Lasorte oggi sul Piccolo. Noi ieri invece ci siamo occupati di un'altra situazione di degrado e di violenza in piazza Perugino, un'altra zona calda della nostra città, l'ennesima lite in strada, in piazza, ripresa dai telefonini dei residenti ormai esasperati, come ci racconta Gianluca Paladin. Prima le urla in un clima da Far West, poi le mani addosso, spintoni, schiaffi e il gruppetto che si getta in massa contro un'altra persona, il tutto annaffiato da una buona dose di alcol. Sono scene viste e riviste e il posto è sempre lo stesso, piazza Perugino. Ecco cosa succedeva ieri in tarda serata. Una quindicina di ragazzi, i protagonisti dei disordini. A quanto pare 2 di questi stavano litigando, poi la lite si è trasformata in una rissa. Sia la polizia che i carabinieri sono intervenuti in almeno 2 occasioni, prima in tarda serata, poi in piena notte, ma quando le volanti arrivano tutti fuggono o si calmano in tempo per evitare maggiori conseguenze. I residenti di piazza Perugino pensano solo a una cosa: se questo succede ogni sera, cosa si aspetta a risolvere la situazione? In realtà gli occhi delle forze dell'ordine sono da tempo puntati su piazza Perugino, come anche su altre zone di Trieste. Lo scorso agosto, tra l'altro, il questore fece chiudere il bar di Via Conti, luogo da cui si originavano molte risse sfociate poi in piazza, ma a nulla ciò sembra essere servito. Tra i vari episodi, sempre nell'agosto scorso, gli agenti di polizia erano dovuti intervenire ammanettando anche 2 protagonisti di una rissa che era andata in scena in quella notte d'estate.
La zona è preda di bande di stranieri nordafricani, ma anche dell'est Europa e alcuni colombiani. Una situazione insostenibile per i residenti che la sera non si azzardano a mettere piede fuori di casa e la notte non dormono. La mattina dopo questi episodi Piazza Perugino è immersa nel degrado, bottiglie, cartacee e sigarette abbandonate a terra a segnare il passaggio di queste persone. Allora, torniamo sul piccolo e vediamo che c'è un approfondimento sulla luminosa icona triestina. Scriveteci i vostri ricordi, l'iniziativa lanciata appunto dal quotidiano, punto di ritrovo per eccellenza in città e fonte di aneddoti. Ora il piccolo li raccoglie, qui c'è già qualche commento di alcuni triestini anche abbastanza celebri. I segreti e le chiavi delle vetrine nelle mani del re del cinema, la testimonianza di Giorgio Maggiola, il triestino che ancora oggi gestisce la sala di proiezione in le sale di proiezione in Viale 20 Settembre, era tra i pochi a poter aprire e chiudere le bacheche del Manufatto, punto di riferimento anche per le informazioni su sale da ballo e nei teatri. I tempi sono decisamente cambiati, ora ci sarà una nuova luminosa molto più aggiornata. L'inizio della stagione al mare, Costa dei Barbari piena di bagnanti, assaggio d'estate tra le immondizie. Un container collocato da Porto Piccolo blocca per 48 ore il servizio di nettezza urbana erogato da Esontina Ambiente. È successo nel fine settimana una montagna di rifiuti, contenitori stracolmi, sacchetti sparsi un po' ovunque, criteri della differenziata completamente dimenticati e la situazione in cui versava ieri mattina il primo tratto della Costa dei Barbari, pochi passi dopo il cancello che delimita l'ultimo lembo del comprensorio di Porto Piccolo sul lato che guarda verso Trieste. La situazione incresciosa origina dal fatto che i primi caldi della stagione hanno invogliato molti bagnanti a raggiungere un'area peraltro splendida e selvaggia come la Costa dei Barbari. I contenitori si sono rapidamente riempiti fino a trovarsi letteralmente coperti di immondizie di ogni tipo. Gli addetti dell'Isontina Ambiente, che normalmente raggiungono i cassonetti della Costa dei Barbari attraversando con il loro mezzo il comprensorio di Porto Piccolo, si sono però trovati davanti un ostacolo insormontabile, un container di notevoli dimensioni sistemato di traverso a pochi metri dal cancello. In sostanza hanno dovuto rinunciare a portare a termine il loro lavoro lasciando le immondizie dove erano. Immediatamente scattato l'allarme, a occuparsene è stato il sindaco Igor Gabrovec, che dopo una serie di telefonate è venuto a capo del problema scoprendo che la gestione del voluminoso contenitore era appunto di Porto Piccolo. Evidentemente la sua collocazione sulla stradina non era assolutamente ottimale. Allora, aperto il Museo del Carso, è stato inaugurato a Monrupino. Dopo 3 anni di lavoro il Museo del Carso, l'intervento finanziato dalla Regione e dal Comune di Monrupino. Autovelox non omologati, interrogazione a Muggia sugli apparecchi in uso da parte dell'esponente PD Michele Tarlao al Comune di Muggia. Vediamo ancora la festa della liberazione nelle cerimonie di Sgonico. Sarà celebrato oggi a Sgonico con una serie di cerimonie che si articoleranno fino al tardo pomeriggio. Il 79esimo anniversario della liberazione. Nel comune carsico è consolidata da molti anni la prassi in base alla quale, a differenza di quanto accade nella maggior parte delle città, si ricorda la liberazione il 25 aprile, data che coincide con l'iniziativa avviata da parte del Comitato di Liberazione Nazionale. E poi il 1° maggio a Santa Croce la sagra al campo di calcio, l'iniziativa di Rifondazione Comunista. Andiamo ancora invece sul piccolo di Gorizia Monfalcone, sull'edizione appunto isontina del giornale, del quotidiano locale. C'è il ricordo di Gianpietro Benedetti, lo vediamo qui nella foto. Seguiremo il suo esempio, la lettera dei vertici del gruppo Danieli ai dipendenti, funerali in forma privata. È scomparso appunto il presidente di ABS.
Gianpietro Benedetti. Allora andiamo ancora avanti, bandiera mezz'asta a Buttrio, la tristezza nella fabbrica, qui vendiamo un goriziano che lavora alla Danieli appena da qualche anno, il cordoglio dei lavoratori, una grave perdita, dicono l'azienda e il territorio tra Confindustria e formazione e l'eredità dell'ingegnere. Ancora andiamo a vedere sempre sul quotidiano locale per quanto riguarda il caso isontino, a Gradisca 3 in fuga e un ferito, un'altra notte di tensione al CPR, il giovane elitrasportato a Cattinara non è in pericolo di vita, gli altri hanno fatto perdere le tracce, ne abbiamo parlato anche noi ieri nel telegiornale. Azioni sporadiche, dice il questore di Ruscio, le forze dell'ordine non sono intervenute. Andiamo ancora a vedere sempre sulle pagine dell'edizione di Gorizia e Monfalcone per quanto riguarda la pagina, ecco questa è quella dell'economia, andiamo ancora avanti a quella di Gorizia, invece eccolo qui, il Conference Center pronto a diventare casa internazionale della diplomazia, l'abbiamo già visto in prima pagina, l'impegno annunciato da Comune e Università in via Alviano, il Cardinal Zuppi, questo è e sarà un laboratorio di pace, ha detto. Poi ancora Tajani in città a Gorizia per ricordare i 20 anni dalla caduta del muro con Nova Gorizia. Il ministro ha atteso la presentazione del francobollo commemorativo promosso in maniera congiunta dai due paesi, top secret il soggetto. Qui c'è il Festival del Cambiamento, la grande onda, possiamo vederlo, i mestieri che verranno, la transizione demografica, lo sviluppo economico, il potere degli algoritmi, a Trieste e Gorizia 2 giorni di confronti pubblici. Il 6 e 7 maggio. Andiamo ancora avanti, sempre nelle pagine goriziane per quanto riguarda invece la questione di Monfalcone che domani ospiterà la festa del 1° maggio. Allora qui si dà conto di Cosevec, sia il bilancio 23, priorità agli insediamenti nella Schiavetti Brancolo, nella zona industriale di Monfalcone, e poi la zona franca speciale mette d'accordo tutti, ma si continua a discutere sui tempi per quanto riguarda appunto la zona franca speciale. Caso Aris, veleni in aula, regolamento antenne mai cambiato in 8 anni, questo fa discutere invece in Consiglio Comunale sempre a Monfalcone, investimenti contro i bulli e il disagio giovanile, il dibattito innescato dall'opposizione, in particolare Alessandro Saullo e Cristiana Morsolin della sinistra, a proposito dell'episodio che ha visto un ragazzino vittima di 2 coetanei che gli hanno strappato il borsello all'area verde. Ne avevamo parlato anche noi nel TG. Ronchi, appalto da 40.000 euro per lo sfalcio e la cura del verde. Volevo anche andare alla pagina di Grado, se ci riusciamo. Allora qui siamo ancora a Gradisca, vediamo se riusciamo a trovarlo, perché ieri c'è stato un appuntamento, ecco non riesco a trovare la pagina dedicata a Grado, ma ieri c'è stata appunto una presentazione di ben 1620 firme per non far accorpare la scuola Marco Polo di Grado a una scuola di San Canzian di Sonzo. Vediamo e sentiamo che cosa hanno detto le rappresentanti di Grado di questa scuola al presidente del Consiglio regionale. 1620 è il numero di firme raccolte a Grado contro l'accorpamento dell'Istituto Comprensivo Scolastico Marco Polo al Dante Alighieri di San Canzian di Sonzo, distante più di 20 km, stabilito dal piano regionale di dimensionamento scolastico deliberato nel dicembre scorso. Una realtà scolastica, materna, elementare e media, che conta oltre 400 studenti. Una rappresentanza di genitori, insegnanti e consiglio d'istituto ha consegnato oggi la petizione al presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, chiedendo che quanto auspicato nel documento sia esaminato quanto prima dalla competente commissione consiliare. Siamo qui perché diciamo no all'accorpamento con l'istituto San Canzian del nostro istituto Marco Polo, perché vogliamo reclamare la nostra identità nella nostra gresianità con la frazione di Fossalon e chiediamo il mantenimento dell'autonomia scolastica. Ci teniamo a ribadire che per definizione un istituto comprensivo riunisce in una stessa organizzazione le scuole vicine tra loro nel territorio. Qui ci troviamo non in una
accorpamento, ma in un assorbimento, perché andrebbe a cancellare il nostro istituto, la nostra dirigenza scolastica, la nostra autonomia, il nostro consiglio d'istituto, andandoci a accorpare San Canzian. Particolare la situazione della piccola frazione di Fossalon, che conta circa 700 abitanti e che dopo la chiusura di vari servizi si vedrebbe depauperata anche della sezione scolastica. Una peculiarità nel nostro territorio, dove c'è anche una riserva naturale e dove si troverebbe la frazione spaccata in due, con i servizi comunali a Grado e i servizi scolastici a San Canzian. La petizione sarà ora analizzata dalla sesta commissione consiliare, ha garantito il presidente Bordin. Allora, torniamo ancora sul giornale, vediamo che ieri il Consiglio regionale si è occupato di politiche abitative. Il requisito dei 5 anni scatena il dibattito, modifiche in arrivo, bocciato un emendamento del patto sul periodo di residenza richiesto per le agevolazioni. Amirante dice non è questa la soluzione. L'assessore lavoro per portare in aula entro l'anno una norma complessiva revisionata. L'opposizione critica sul regolamento relativo al fotovoltaico, serviva una legge ad hoc. Insomma, si è scaldata l'aula sulla questione della casa e in particolare anche dell'Ater. Scricchiola il requisito dei 5 anni di residenza in Friuli Venezia Giulia per l'accesso alle politiche abitative regionali. Ieri in Consiglio un emendamento d'opposizione ha proposto di abolirlo alla luce di recenti sentenze della Corte Costituzionale. In seguito a un animato dibattito la Giunta ha bocciato la proposta, ma ha assicurato che una nuova norma in materia arriverà in aula entro l'anno. Quindi questo è il requisito appunto dei 5 anni su cui ci si è concentrati. L'assessore dice appunto che lavora per portare in aula entro l'anno una norma complessiva ormai revisionata. Richieste di mobilità in ARCS, Conti segnale inquietante. La segretaria del PD dice così la nostra sanità perde un pezzo dopo l'altro. Il DG Polimeni replica siamo al lavoro per trovare una rapida soluzione. Torniamo sempre sul piccolo, ma le pagine regionali. Locale in fiamme, 2 intossicati, successo a Lignano, a fuoco il tetto del Newport a Riviera, ingenti i danni. Il ristorante e l'hotel Marina 1 avrebbero dovuto aprire domani. Intervenuti oltre ai pompieri, dipendenti del porto e di una ditta, possibili cause di natura elettrica. Avrebbe dovuto aprire proprio i battenti il 1° maggio, ma il fuoco nella tarda mattinata di ieri ha divorato il tetto del ristorante Newport collegato all'hotel Marina 1 di Lignano Riviera. Questa è la notizia. Albergo all'asta per 3 milioni ospitò i cantanti del Festival Bari, in liquidazione la società proprietaria dell'immobile. L'edificio fu costruito nel 88 su progetto del noto architetto Bernardis. Allora, noi invece ci siamo occupati ieri del castello di Miramare, proprio nel corso di Sveglia Trieste, ieri mattina con il nostro Gianluca Paladin. Il castello di Miramare in versione gioco per i bambini, già installato a Barcola, ma ancora non agibile. Vediamo se riusciamo a farvi rivedere ancora il servizio proprio in presa diretta del nostro Gianluca Paladin su questo nuovo gioco per i bambini nella pineta di Barcola, finanziato dalla Fondazione CR Trieste. Vediamo. Un punto della situazione su quello che sta succedendo a Barcola, visto che sono in tanti a sperare che a breve si possa tornare a godersi un po' la zona costiera, anche perché qui è ancora tutto un cantiere. Abbiamo alle spalle però il castello di Miramare, il castello di Miramare formato mignon per i bambini che potranno quindi giocarci quando sarà pronto. Ho appena parlato in realtà con i responsabili della ditta che stanno lavorando e sovrintendendo i lavori, tra l'altro poi faremo vedere anche un po' più in generale la zona. Il castello sarà pronto stasera sarà completamente montato, vedete manca ancora quella parte di tunnel che deve essere assemblata per lo scivolo interno che poi fa sbucare il bambino appunto sul terreno che è quello che antitrauma, che deve ancora essere ovviamente sistemata la pavimentazione, perché appunto la struttura sarà pronta stasera, ma poi l'area di gioco, cioè castello e tutta l'area piccola attorno, sarà usufruibile appena fra 15 giorni. Questo è quello che ci hanno spiegato, quindi occhio
anche a genitori, mamme, papà eccetera, che se vedete il castello pronto non è ancora usufruibile. Questo perché? Perché sono pervenute segnalazioni che già sabato scorso, quando il castello era praticamente in costruzione, insomma pare che dei genitori sollevassero la rete per far passare i bambini e farli giocare in quello che è ancora un pieno cantiere, quindi anche pericoloso, c'è ancora un attrezzo tra l'altro dentro il castello, quindi insomma voglio dire attenzione, perché è un cantiere, non si può giocare adesso dentro questo castello. Eppure gli episodi sono stati segnalati e addirittura i genitori stessi alzavano le transenne, facevano scavalcare ai loro figli l'area pur di farli giocare. Io non ho idea di come possa venire in mente una roba del genere, davvero, però insomma è successo, quindi noi giustamente lo segnaliamo. Allora, questa è una delle segnalazioni appunto nella nostra trasmissione di ieri. Ancora il tempo per qualche notizia sul piccolo, poi dobbiamo andare in pubblicità. Studenti fuori sede, gli alloggi non bastano, richieste a quota 1122 per soli 500 posti. Sul fronte degli affitti i prezzi a Trieste restano più alti della media, si parla appunto dell'università. A settembre aprirà lo studentato di via Bonomo, non risolve il problema, però qui vediamo alcune delle strutture. Quest'anno, dice il direttore di Ardis Pierpaolo Olla, è previsto un intervento di ristrutturazione sull'edificio E4. Poche sono le novità sul fronte dei nuovi alloggi, sono soltanto 13 posti letto che si ricaveranno appunto dal Gozzino. Qui vediamo invece il laureato del giorno, Andrea, e la tesi sui disturbi neuromuscolari dei nuotatori. Allora, dobbiamo fermarci per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo con il nostro primo ospite, Angelo D'Adamo, presidente regionale di Federconsumatori. A fra poco. Allora, bentornati in diretta a Sveglia Trieste, sono le 8:04 di questo 30 aprile, diamo subito il buongiorno a Angelo D'Adamo, presidente di Federconsumatori del Friuli Venezia Giulia, buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie di essere qui con noi quest'oggi, parleremo di tanti temi naturalmente che riguardano i consumatori, a cominciare dal gas, no? Le bollette, liberalizzazione del gas, che è una situazione davvero incredibile, e ce lo segnalano spesso i nostri telespettatori, ci segnalano varie tipologie di abusi, di difficoltà, di bollette altissime, insomma ne parliamo fra pochissimo. Volevo prima dare una notizia di cronaca che stiamo cercando di confermare, ci viene segnalata da più parti, anche dal consigliere comunale Corrado Tremul, che esprime la sua solidarietà alla signora di 80 anni che ha subito una rapina e che è stata picchiata in via Benussi, angolo via Flavia, e ringrazia Tremul, la guardia giurata, che è andata in soccorso. Dice non ho più parole, solo imprecazioni, insomma, su questa notizia che stiamo ancora verificando nella dinamica, però si è confermata, insomma, davvero una brutta notizia, una notizia terribile. Allora, torniamo alle questioni delle bollette, no? Delle bollette e anche della liberalizzazione del mercato del gas, che sta creando non pochi problemi. Che cosa sta succedendo? Allora, intanto noi abbiamo dato un titolo a questa liberalizzazione, che non è una sorta di libertà, ecco, di commercio, ma sta diventando una sorta di libertà di abusi. Ecco, questo è quello che noi stiamo registrando in questo periodo. Ne abbiamo parlato già tantissime volte. È chiaro che siamo in un momento centrale sull'evoluzione, ecco, di questa novità, che poi non è tanto una novità perché è iniziata da lontano, e stiamo assistendo ad una molteplicità di comportamenti commerciali scorretti. Comportamenti commerciali scorretti che comportano comunque senz'altro danni per i consumatori, tant'è che il danno, a far conto dal 1° di gennaio per quanto riguarda il gas, viene rilevato da un nostro centro studi, già è costato 1 miliardo di euro per i consumatori. 1 miliardo di euro che è stato incassato in maniera più o meno
lecita da parte delle aziende. Un po' più questo, o meno lecita. Più o meno lecito, certo, perché noi comunque facciamo tanti reclami, tante denunce in confronti anche di società grandi e importanti che hanno aumentato le bollette del gas senza che ci sia una ragione vera che comporti poi l'aumento delle bollette stesse. Ecco, quindi questi sono comportamenti che vanno assolutamente combattuti e condannati. Per fortuna c'è l'antitrust comunque che agisce, no? Chiaramente su segnalazioni e dei consumatori singoli, chiunque può fare una segnalazione quando ravvede magari in un comportamento commerciale delle scorrettezze e poi le segnaliamo naturalmente anche noi. Si apre una procedura, si apre una indagine da parte dell'antitrust e alla fine si arriva a una condanna. Ecco. Condanne che comunque anche nel recente passato, dovuto anche a nostre segnalazioni, ha comportato multe milionarie per le aziende. Quindi le multe Però ci sono. pare che i comportamenti continuano così. Evidentemente non spaventano neanche le multe, non so cos'altro non sono poter un deterrente, suggerire. Insomma, davvero. È stato definito uno tsunami questa situazione. È l'antitrust che l'ha detto, che non l'abbiamo detto neanche noi perché potrebbe apparire magari un messaggio troppo di parte. No? Ecco, quindi questo è il dato. Sono stati aumenti, ecco, pensate, tanto per avere un'idea, costo metro cubo del gas 70-80 euro, 7-8 euro comunque, vabbè scusi adesso per il numero, comunque 70-80 centesimi a metro cubo, sì. Aumento va a 2,40, 2,30, 3 euro addirittura è stato portato. L'unica ragione che è stata data dalle aziende è di dire vabbè ma noi abbiamo comunicato comunque che si passava ad un altro tipo di fatturazione, per cui terminava un periodo contrattuale e ne aprivano un altro comunque di mercato libero. Questa comunicazione, questo ha coinvolto comunque una delle aziende più importanti, tant'è che noi abbiamo appunto un contenzioso che è Enel, posso fare anche il nome di questa società, si nasconde soltanto dietro al fatto che vabbè ma noi abbiamo avvisato i consumatori. In ottobre dell'anno scorso, novembre, noi abbiamo mandato delle lettere, primo punto interrogativo. Tanti consumatori dicono e giurano, quindi con prove concrete, di non aver mai ricevuto queste informazioni. Però anche questa pratica, così come viene usata anche per la telefonia, no? Sì. Dice, va bene, noi per motivi così di mercato generale aumentiamo le tariffe. Se vuoi rimani, se non vuoi puoi uscire senza penalità. Insomma, sono chiaramente modifiche unilaterali, certo, che non hanno assolutamente ragione di essere. Noi ci troviamo davanti a questo fenomeno. Per adesso riguarda il gas e col 1° luglio vedremo che cosa accadrà per l'energia elettrica. Per l'energia elettrica, quindi per la luce, come si dice. Allora, abbiamo subito una prima telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Nadia. Nadia, buongiorno. Volevo un'informazione. Prego. Le siete, signor D'Adamo. Allora, noi qua, l'amministrazione quasi nega obbligato, che ha detto che è obbligatorio portare i contatori, i portoni in pratica, ne metti noi dentro nell'atrio. Il nega fatto messi tutti i tubi, tutto portato in casa, però una ditta che ha fatto da ditta privata e adesso rispetta alla CEGA deve portare i contatori a basso, li che avevo ancora in casa. Sono arrivati i bollettini, che abbiamo pagato tutti i bollettini, mi abito al secondo piano, il più caro di tutto perché ho pagato 6.000 euro per questo scherzetto qua. Con la soffitta, la mia soffitta non ha né acqua, né luce, né gas. E venga mandare l'amministrazione i bollettini anche per le soffitte di 21 euro, però per le soffitte. Adesso non li ho pagati, ma scusi, perché mi devo pagare i bollettini delle soffitte che non c'entra niente con i gas per l'amministrazione? È una cosa giusta questa? Capito, Nadia. No, non ho avuto il servizio. Cioè le è stato conteggiato anche un locale che non ha gas. Non ha niente, del piano sopra, una soffitta. Chiaro. Non ho pagato, adesso non so se mi obbligherà a pagare, non so. Sono obbligata a pagare questi bollettini o no? Non ho avuto niente nella soffitta. Capito, è Nadia. una cosa a parte,
Ho chiesto perché anche sul bollettino c'è scritto per l'amministrazione, ma l'amministrazione penso che i percenti se li ha già tenuti nei bollettini straordinari che abbiamo pagato, perché allora mi devo pagare e gli altri allora dove ha pagato? Naturalmente che mi sono in quei bollettini, allora mi già per l'appartamento ho pagato, però l'appartamento ho usufruito del servizio perché ho il gas, ma le soffitte no. Mi voleva appunto sapere se sono obbligata a pagare questi bollettini, signora, per le soffitte. Allora, cosa può fare la signora? È obbligata a pagare anche intanto per bisogna verificare chi imputa quel pagamento. Se quel pagamento viene imputato da una decisione presa dall'assemblea condominiale, è lì la sede in cui va discusso e va compresa la ragione. Se è un bollettino, perché questo non ho inteso bene, comunque prende origine da un bollettino mandato da Acegas, è un altro aspetto, che quindi è da verificare se anche quelli in situazioni di riorganizzazione, di ristrutturazione di questo tipo di intervento, appunto, che riguarda gli impianti per il gas, bisogna verificare se rientra negli obblighi dell'utente e del consumatore. Quindi è da verificare. Per cui sarebbe bene che la signora magari ci facesse vedere un pochettino anche questo bollettino, la ragione che c'è, e l'approfondiremo e vedremo se... Ecco, però è da capire se è una decisione presa dall'assemblea condominiale, e lì deve vederla con l'amministratore e con gli altri condomini, su cosa è giusto e cosa non è giusto, ed eventualmente impugnare, se ci sono ancora i termini, quella decisione presa in ambito dell'assemblea. Allora, abbiamo un'altra telefonata, la sentiamo immediatamente. Buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno, parla con il signor D'Adamo per il gas. Prego. Gas. Bolletta del gas. Esatto, allora, un aumento molto forte da gennaio adesso, sono sola, che vivo da sola, comunque solamente per scaldamento uso il gas e cucino, insomma, ecco. Però adesso con l'alzamento del gas la caldaia dicono sempre tanto consumo e quindi è tutto alzato, caldaia e gas in pratica, no? Io consumo troppo e devo cambiare anche caldaia. Quindi insomma è tutto un collegamento qua, luce, gas, caldaia essere cambiata col incentivo del 50% anche, no? Col bonus, insomma no. È tutta una cosa un po' strana comunque, no? Le persone sono un po' stufe di questa cosa qua, no? È poco chiara. Quindi ha riscontrato un aumento molto forte della bolletta del gas, nonostante abbia cambiato la caldaia. Quindi devo cambiare caldaia. Ah, deve cambiare. Esatto, dicono sempre che consumo troppo caldaia vecchia. E allora per questo, no? Capito? Sì, se la caldaia vecchia consuma troppo, se brucia troppo gas... Hanno detto di sì, però insomma non è vecchia la caldaia. Ha 5 anni, insomma, però insomma adesso una condensazione adesso, no? Beh no, se ha 5 anni è una caldaia abbastanza nuova anche. Appunto. La mia funziona da 20 anni e ancora... Appunto, per questo dicono. E tu con il ragazzo, col gas e le caldaie anche, no? E spingono a vendere queste caldaie nuove con incentivo di 50%. Capito. Allora, la prima cosa da fare comunque è far verificare che la caldaia funzioni bene, da lì, perché è chiaro comunque che la società di vendita del gas fattura il gas che viene consumato, che viene bruciato, quindi se consuma troppo gas è chiaro questo è un problema. Altra cosa invece se il contratto di vendita del gas ha subito una qualche modifica con gennaio. Adesso io la signora non so che tipo di contratto ha. La cifra di gas io, no? Adesso all'Enel. Con l'Enel sta. Con l'Enel. Esatto. Bene. Allora qua rientra in quell'elemento che citavo prima. Probabilmente Enel le ha modificato il contratto a fine anno e quindi con gennaio le fa pagare ogni metro cubo di gas non quanto pagava l'anno scorso, ma secondo una tariffa. Noi stiamo facendo comunque tanti reclami e tante opposizioni. Ci sono stati anche degli incontri nazionali con Enel nazionale, le nostre strutture nazionali, ma Enel rifiuta
per adesso di interagire, di ristorare comunque gli aumenti che noi abbiamo definito assolutamente impropri, che sono stati messi nelle nuove bollette. Ecco, quindi la materia è ancora completamente aperta, io la invito anche ad aggregarsi a tutte quelle persone che stanno facendo i reclami, ecco, per cui la invito a fissare un appuntamento da noi, perché ce ne sono veramente tanti. Triste, no? E su questo presupponiamo anche di fare una sorta di azione legale, così, vabbè, tipo la class action, ma è una cosa un pochettino complicata, ma comunque ci dà l'idea del tipo di azione che noi faremo. Ma a Trieste dove vengo a Trieste? La nostra sede, ci sono anche altre associazioni di consumatori, ecco, io non voglio pubblicizzare esclusivamente la nostra, comunque noi siamo Federconsumatori in via Matteotti 3, angolo di via Manzoni. Il numero di telefono è 040 77 3190, fissa un appuntamento con 77 3190 3190 3190 77 3190 e fissa un appuntamento e vedremo che cosa hanno combinato sul suo contratto. Va benissimo. Grazie signora. Tutto quanto, grazie mille. Grazie a lei, buona giornata. Insomma, speriamo si possa risolvere la questione. Nel frattempo mi aggiornano, ma fra poco ci collegheremo con Gianluca Paladin. È confermata la notizia, insomma, della rapina alla signora anziana, confermata, sì, è stata anche picchiata, quindi è stata aiutata da una guardia giurata. E poi fra pochissimo, insomma, ci collegheremo con il nostro Gianluca Paladin e ci racconterà tutto nel dettaglio. Abbiamo subito un'altra telefonata. Buongiorno, chi è in linea con noi? No, non abbiamo più la telefonata. Allora, c'è anche la vignetta di Marco Englaro, volevo farla vedere, relativa a un fatto di cronaca, il buttazola luminosa. Non so se possiamo mostrare a video la vignetta, eccola qui, luminosa spenta, forse l'andava a gas, molto sul pezzo, è probabile. Molto probabile. Ringraziamo Marco Englaro, insomma, per la battuta, per la vignetta. Allora, ci sono anche delle mail che ci arrivano sempre riguardo appunto il gas. C'è Nevio che scrive: buongiorno Sveglia Trieste, una volta si diceva che il gas ti dava una mano, oggi invece ci dà una pedata grazie all'Europa, dice Nevio, concorda con questa visione. E l'Italia che sono andate contro la Russia che ci dava il gas agevolato, però fa il parallelo, insomma, alla situazione internazionale. Certo, è innegabile che ci sia anche questo. Tutto dipende comunque dalla situazione internazionale, quella che viviamo, che è una situazione internazionale, lo viviamo tutti, comunque estremamente grave e pericolosa, ed ecco perché il concetto della pace deve rimbombare un po' in tutte le nostre case, in tutte le nostre coscienze anche. Allora, c'è scritto invece, c'è Sofia che ci scrive: belli tutti questi cappotti termici per l'isolamento dei muri, credo che almeno mezza città li abbia messi con il bonus, io per adesso sono ancora senza riscaldamento, non so se questo è per me un braccio di ferro tra il diavolo e l'acqua santa, dice: ho comprato uno scialetto termico, 2 calze di lana grosse, ciabatte con pelliccia finta, dice la signora Sofia, per riscaldarsi. Fa un po', insomma, quasi una polemica anche con il bonus, no? Per avere il cappotto termico, che avrebbe dovuto in qualche modo abbattere poi le bollette, no? Forse in tanti si aspettavano questo, magari questo non sta tanto succedendo, però per altre cause, diciamo, no? che stava raccontando ai nostri però certo, comunque un fatto importante è quello della tra virgolette rigenerazione urbana, comunque limitare i consumi esagerati, lo spreco, questo è un percorso comunque che noi dovremo seguire, naturalmente con l'aiuto e le disponibilità dell'intervento pubblico, perché tante abitazioni, comunque tanti costi di consumo di tante abitazioni sono dovute purtroppo alle caratteristiche delle abitazioni, no? Quindi intervenire in quel senso senz'altro farà risparmiare, migliorerà le condizioni ambientali e tutto ciò che è connesso a questo tipo di problema.
Allora, c'è anche Francesco che ci scrive: buongiorno, volevo segnalare la situazione dei bottini dell'immondizia presso il parcheggio della Costa dei Barbari a Sistiana, dove si fermano ogni giorno centinaia di turisti e dove si paga il parcheggio. Da giorni non vengono vuotati. E l'abbiamo visto anche quest'oggi sul Piccolo, questa notizia. C'era stato un intoppo dovuto a un container posizionato da Porto Piccolo che bloccava la strada per la Isontina, se non mi sbaglio, l'azienda, insomma quella che poi è l'azienda che si occupa dei rifiuti, della raccolta dei rifiuti, e bloccava i mezzi, e quindi queste immondizie sono rimaste là dove erano. Eccola qui, c'è un'immagine che ci manda lo stesso Francesco. No, anche questo è un argomento assai interessante che ci vede anche parecchio impegnati noi come associazione dei consumatori. Io quello che consiglio al signore che ha scritto questa mail comunque è di mandare una segnalazione alla società che gestisce la raccolta dei rifiuti e di inviare una segnalazione anche al comitato utenti presso l'Ausir, perché presso l'Ausir c'è un organismo di cui faccio parte anch'io, questo comitato utenti che comunque viene a causa di una legge, insomma è stato eletto quindi in forma formale, ecco, proprio, quindi ha una sua funzione e la società è obbligata a dare una risposta entro un tempo definito, perché in quell'ambito noi stiamo discutendo anche in sede Ausir la carta dei servizi, della qualità dei servizi della raccolta dei rifiuti, che è una sorta di documento dove vengono ben evidenziati i diritti dei consumatori e i doveri e gli obblighi delle società di gestione di questo tipo di servizio. Ecco, quindi si riuscirà senz'altro a intervenire, però è necessaria fare la segnalazione formale, in modo che possiamo intervenire anche noi. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Luisa. Pronto Luisa? Sì, buongiorno Luisa. Allora, Lori, adesso c'è questa legge che solo ne tormenta l'anima. Fra poco bisognerà cambiare le caldaie, quelle che c'è a gas, bisognerà cambiare elettrico. Ecco, è solo che tormenta. La povera gente, tutti quelli che c'è per esempio mi sono con ERA e non voglio cambiare perché ho una certa età. Tutte le persone che a una certa età, mi sembra da 68 in avanti, non cambia. Per legge siamo tutelati, finalmente una cosa giusta. Poi adesso fra un paio di anni dovremo cambiare le caldaie, mettere elettriche perché le a gas. Dopo bisognerà fare le case green, che non potrà dar 110 nel 75, dovremo pagare tutto. È solo che tormenta sta povera gente con la pensione che non arriva ad andare avanti. È solo che tormenta. Capito, Luisa? Deve finire, allora devi capire che l'Italia veramente c'è tanti anziani e ne solo sfrutta. Basta, mi golera, mi trovo bene, speriamo che non mi rompi i palini. Grazie mille. Grazie Luisa, sempre combattiva la signora Luisa, ha ragione. Certo, molto combattiva. Faceva il punto della situazione di quelli che saranno gli obblighi, poi metteva dentro anche, poi magari lo spieghiamo bene, il mercato ancora tutelato per le persone che hanno una certa età, lo spieghiamo fra pochissimo perché vedo adesso pronto il nostro Gianluca Paladin per il collegamento del mattino. Allora, buongiorno Gianluca, a te la linea. Buongiorno Laura, siamo all'incrocio tra via Flavia e via Benussi e proprio qui dove siamo noi ora, insomma comunque lungo la discesa di via Benussi, questa mattina una signora di 85 anni ha subito un tentativo di rapina, ma diremo di più, è stata proprio picchiata da un uomo che le ha sferrato anche un pugno in pieno viso facendola cadere a terra sanguinante, e quindi poi una guardia giurata pare che smontasse forse dal turno, erano le 6 di mattina, è intervenuta ed è riuscita a soccorrere l'anziana per
farle ricevere le cure necessarie, quindi chiamare il 118 e poi la corsa all'ospedale. Per fortuna la donna non è in pericolo di vita, ovviamente seguiranno aggiornamenti su questo caso di cronaca, però Laura è praticamente successo qua vicino e quindi adesso andremo anche nel posto. Devo dirti che abbiamo diverse notizie di cronaca nella giornata di oggi, comunque pare che sostanzialmente sia andata così la situazione. La persona avrebbe chiesto all'anziana, questa persona che si è avvicinata, l'anziana era col cane che andava in giro, questa persona che si è avvicinata avrebbe chiesto dei soldi, al rifiuto di dare il denaro l'uomo l'avrebbe picchiata. Pensate, il denaro serviva per comprare un collirio, stessa cosa che ha ammesso l'uomo nel momento in cui ha rivolto la richiesta alla donna. Poi le ha sferrato il pugno, lei è caduta per terra e si è fatta male. La polizia sa ovviamente dell'accaduto, conferma in pieno quello che è successo e di conseguenza insomma vi daremo anche noi più avanti aggiornamenti su questo caso. Un'altra rapina si è verificata ieri sera in stazione a Trieste, poi andremo a fare delle immagini sul posto. Un migrante è stato rapinato da altri migranti, gli hanno portato via il portafoglio con 90 euro dentro, anche lì è intervenuta la polizia, un intervento postumo però perché comunque insomma è arrivata dopo grazie alle segnalazioni che lo stesso migrante ha fatto alla questura, quindi insomma una rapina questa volta messa a segno in stazione a Trieste. Più tardi ci sposteremo anche in via Santa Maria Maddalena, dove purtroppo è giunta tra ieri e oggi la notizia anche del decesso di questa persona e l'ambulanza è arrivata insomma più di 20 minuti in ritardo, però immagino che tu abbia già letto ampiamente la notizia, poi comunque faremo un blitz sul posto. Intanto ti saluto Laura, cerco di capire altri dettagli di questi ultimi casi di cronaca, ti restituisco la linea. Grazie a Gianluca Paladin per essere subito sul pezzo, insomma ci ha raccontato non solo di questa rapina, anche di quella di ieri sera in stazione, e poi il caso che abbiamo letto anche nel telegiornale di ieri di questa presunto di servizio insomma dell'ambulanza. Poi ci sarà la procura che indagherà da capire cosa è accaduto, sulla questione, però c'è stata anche questa brutta segnalazione, questa brutta storia. Un signore di 63 anni è morto ieri proprio nella zona di Santa Maria Maddalena e l'ambulanza sarebbe arrivata 23 minuti dopo la chiamata della moglie, quindi andrà tutto verificato insomma l'accaduto sicuramente. Allora, diceva la signora Luisa, la legge per cambiare le caldaie, per fare le case green ci tormentano, diceva la signora Luisa, e poi diceva meno male che almeno le persone anziane sono tutelate, sono ancora tutelate, possono rimanere insomma nel mercato tutelato. Facciamo un po' di chiarezza. Sì, allora intanto i processi in atto, la questione ambientale è un problema oggi non più rinviabile, perché tutto quello che accade nell'ambiente poi si riversa sulle condizioni di vita generali. Ecco, quindi modifiche, adeguamenti sono necessari perché questo è il processo. Io mi rendo conto che è sempre difficile comunque stare sempre al passo con le esigenze di questi processi, però sull'ambiente gli interventi saranno necessari e il futuro comunque sarà sempre più su produzione di energia da fonti rinnovabili, quindi dal sole, dal vento, dall'acqua, e questo significherà che anche i nostri consumi cambieranno, per cui sarà più elettrico e meno combustione di prodotti fossili. Ecco, quindi questo è un processo inarrestabile e questo è un dato. La signora però denuncia giustamente un aspetto, insomma, il consumatore, le persone sono eccessivamente tormentate da messaggi che sono vere e proprie molestie e non si riesce a mettere argine, nonostante comunque il pubblico registro delle opposizioni su cui chi si registra non dovrebbe ricevere telefonate, proposte commerciali, però la materia è talmente sofisticata che ogni regola poi viene sistematicamente aggirata. Quindi, tornando un pochettino su questo dato, prima attenzione che raccomando sempre a tutti,
di non cedere, non fidarsi sulle proposte commerciali che vengono fatte per telefono, perché troppo spesso noi riscontriamo vere e proprie truffe. Soltanto per il settore dell'energia continuamente noi quotidianamente gestiamo comunque problemi di contratti non richiesti, per cui si apre poi tutto quello che si apre in termini di calvario quando uno ha una modifica contrattuale. Quindi attenzione a questi aspetti, su cui non è il caso assolutamente di cedere per nessuna maniera. La signora suppongo che abbia un'età, comunque appartiene già al settore dei cosiddetti vulnerabili per età, ecco, per cui noi siamo riusciti comunque a far individuare una serie di categorie di persone che da questi cambiamenti, passaggio dal mercato di maggior tutela al mercato libero, non saranno obbligati a fare le scelte, ad accettare le proposte commerciali e così via. Per cui se la signora rientra in questa categoria, ebbene, manterrà le condizioni precedenti. Per il gas è accaduto, per l'energia elettrica, se oggi è nel mercato tutelato, deve fare attenzione con la sua bolletta, cosa c'è scritto. Se appartiene al mercato di maggior tutela per l'energia elettrica, rimarrà con l'attuale società che gli fornisce l'energia elettrica. Chiaro. Se dovesse essere scritto sulla sua bolletta mercato libero di energia elettrica, con il 1° luglio passerà con Enel. Perché ho sentito che la signora ha piacere comunque di rimanere con ERA, che è la società che, tra virgolette, insomma, nel nostro territorio fornisce energia elettrica, vende energia elettrica e gas. Ecco, quindi attenzione alla bolletta dell'energia elettrica. Se sulla sua bolletta di energia elettrica c'è gruppo ERA, energia base, servizio di maggior tutela, per lei non succederà niente il 1° luglio. Bene? Chiaro. Altrimenti, dopo il 1° luglio si vedrà arrivare le bollette di Enel, perché Quindi Enel ha vinto in attenzione. questa zona l'asta e quindi subentrerà per la fornitura, si chiamerà servizio a tutele graduali. Chiaro. Ecco, per cui faccia attenzione, faccia bene questa verifica per evitare sorprese, ecco, prendendo proprio spunto dalla sensazione bene, di stanchezza che, quello che la che signora c'è manifesta. scritto sulla bolletta è sempre il consiglio che possiamo dare ai nostri telespettatori. Assolutamente. Allora, vedo nuovamente pronto Gianluca Paladin, sempre dalla zona di via Flavia. Allora Gianluca, nuovamente a te la linea, ci sono degli aggiornamenti? Sì, Laura, perché ho sentito una testimonianza, adesso ne raccoglierò se posso anche altre, quindi ci hanno aiutato a spostarci nel punto esatto dove la donna è stata aggredita. Guarda, è una scena, insomma, anche impressionante, perché qui si vede forse poco, ma qui c'è ancora sangue a terra che testimonia la violenza di quello che è successo. La donna è caduta esattamente qui, è caduta qui dopo aver ricevuto un pugno. Abbiamo appreso che si è rotta il naso e si è rotta anche lo zigomo. Una donna di 85 anni brutalmente aggredita da un passante, da un signore credo di mezza età, che con la scusa di chiederle dei soldi per comprare un medicinale o comunque del collirio, mi pare, poi al rifiuto della donna gli ha sferrato un pugno in pieno viso, spaccandole di fatto il naso e lo zigomo. Una violenza incredibile. Tra l'altro tale violenza è stata anche in parte, insomma, hanno assistito anche alcuni passanti che insieme a questa guardia giurata hanno aiutato l'anziana a rialzarsi fino a che non sono arrivati i soccorsi. Adesso raccoglieremo altre testimonianze. Pensate, l'anziana era uscita col cane, aveva preso un caffè in un bar qui vicino e poi addirittura aveva preso un caffè, pare, in compagnia di suo figlio, che poi evidentemente è andato al lavoro mentre l'anziana ha continuato la sua passeggiata. Dopodiché, quando è arrivata qui, è stata brutalmente aggredita. La polizia sta indagando per andare sulle tracce di questo malintenzionato che ha fatto molto male a questa donna, il tutto per la scusa di avere un po' di soldi. Giocoforza, Laura, ci siamo fermati qui per un altro collegamento perché, scoprendo ulteriori dettagli, meritava riportarli. Oltretutto continueremo adesso a stare qua, ovviamente all'interno del TG di Tele4 riprenderemo anche tutti gli altri casi di cronaca citati, però vogliamo vederci più chiaro
su questa faccenda, su quello che è successo ai danni di una 85enne triestina brutalmente aggredita alle 6 di questa mattina. Per il momento è tutto, Laura, se ci sono altri aggiornamenti ti richiederò la linea. Grazie Gianluca. Allora, dell'incredibile. Insomma, i contorni si fanno ancora più brutti rispetto a quello che sapevamo prima, è davvero terribile, insomma, quindi un'aggressione davvero pesante, non un semplice spintone, ma proprio aver picchiato questa signora di una certa età. Insomma, il problema è che comunque assistiamo a questi fenomeni come un continuo incremento. Terribile, quindi è vero. C'è il rischio poi di abituarci un po' e neanche più dare il giusto sdegno, ecco, per quello che accade. Allora, dobbiamo fermarci per una breve pausa pubblicitaria, credo ci sia però una telefonata in attesa, non so se facciamo in tempo a sentirla. Buongiorno, c'è qualcuno in linea? Sì, buongiorno signora Laura. Oltre al problema del gas, una cosa che io non riesco veramente a sopportare, e il suo ospite mi risponde, perché per il parcheggio bisogna digitare anche la targa della macchina. Ho già telefonato un giorno, perché ho fatto 2 ore di parcheggio quando poi la cosa si è risolta in un quarto d'ora. Sì, poteva dare il suo biglietto a un altro, però non ha potuto perché... Chiaro. E dopo volevo dire al suo ospite che se lui è dentro quei consumatori, che tutelati si diventa dopo i 75 anni compiuti, non 68 come ha detto. Io non voglio offendere nessuno, ma si mangia delle persone le quali sanno, dico di essere un tutologo, ma di sapere diverse cose. Mi sembra che il Signore non sia al corrente di tante cose. Come no? Io le dico solo che mi risponde. No, è stata la signora Luisa a dire 68 anni, credo, sì, no? Sì, ha detto anche il suo Luisa. ospite che pensa che sia 68 anni, come ha detto la signora Luisa. Ah, ho capito. Ma io voglio la risposta sul parcheggio. Sul parcheggio, Silva, va bene, grazie, buona giornata. Allora, chiariamo anche la questione dell'età entro la quale appunto abbiamo detto più. I parcheggi, no? Perché bisogna mettere la targa, dice la signora, no? In tante macchinette viene richiesta proprio la targa del veicolo, quindi se qualcuno mette più soldi e magari poi vuole dare il suo biglietto a qualcun altro, non lo può fare, ad esempio. Allora, domanda, chi è l'ente che dà in concessione la gestione dei parcheggi? È il Comune. Il Comune. Bene. Le società, le aziende di parcheggio adottano chiaramente criteri su queste macchinette, è chiaro perché è fatto, insomma, la targa, perché proprio per evitare quello che la signora dice, ed è un problema comunque di decisione di quella società. Questa segnalazione andrebbe fatta comunque all'amministrazione comunale e verificare quali sono le ragioni più giuste da utilizzare in questo caso. Altre risposte diverse non so, perché non dipende assolutamente da noi. Quindi c'è un committente e uno che svolge un servizio. È una società che svolge un servizio e che devono, sia l'uno che l'altro, fare attenzione comunque a quanto dai consumatori viene segnalato. Quindi prima cosa che da farsi è da segnalare a chi decide su queste materie. La questione dell'età, noi l'abbiamo detto tantissime volte, comunque, sono definiti vulnerabili gli ultra 75enni, vuol dire che uno deve avere 75 anni compiuti e un giorno per essere identificato come vulnerabile e quindi chiedere con diritto di rientrare nella tipologia contrattuale del servizio di tutela della vulnerabilità. Questa è una categoria. L'altra categoria di vulnerabili sono quelli che sono vulnerabili per motivi economici, sono quelli che percepiscono il bonus, che in bolletta hanno il bonus, questi hanno diritto e sono identificati appunto come vulnerabili. Altra ancora per disagio fisico, per inidoneità fisica, che sono riconosciuti come invalidi in base alla legge 104 del 93. Queste sono le 3 categorie fisiche per identificarle
che entrano di diritto nella contrattualistica del tipo della conservazione della maggior tutela, del mercato tutelato. Chiarissimo. Allora, ci fermiamo per un po' di pubblicità, ci rivediamo subito dopo ancora in compagnia del nostro ospite Angelo D'Adamo, presidente regionale di Federconsumatori. Rieccoci in diretta, 8:45 di questo martedì 30 aprile. Allora, siamo sempre in compagnia di Angelo D'Adamo che sta rispondendo alle vostre telefonate, alle vostre mail, poi ne leggiamo alcune. C'è la telefonata in arrivo, la sentiamo. Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Mi scusi, volevo chiedere una cosa, una precisazione più che altro al suo ospite. Prego. Per quel che io ho un contratto sia di gas che di energia con ERA. Allora, quello che non mi è chiaro è il discorso sul passaggio l'eventuale passaggio a Enel. Io non faccio parte dei vulnerabili, ho un contratto con ERA e ho capito male, non lo so, e il signor D'Adamo diceva che da luglio passa ad Enel. È così o ho frainteso io? Allora, spieghiamo bene. Allora, va bene, grazie signora, perché può interessare anche molti altri, no? Molti altri cittadini. Grazie della segnalazione. Allora, se lei ha il contratto intestato a lei e non è definito come soggetto vulnerabile, i vulnerabili ho detto prima quali erano, quindi non le ripeto. Quindi se lei è una non vulnerabile e oggi ha un contratto di energia elettrica in maggior tutela, in mercato tutelato, il 30 giugno finisce questo tipo di mercato di tutela dell'energia elettrica e passerà con Enel, perché Enel per 3 anni le fornirà l'energia elettrica secondo un contratto che si chiamerà contratto a tutele graduali, servizio a tutele graduali per 3 anni. Dopo quei 3 anni sarà pienamente dentro il mercato libero e sceglierà se rimanere con Enel oppure con le proposte che Enel le farà oppure con un'altra società. Se oggi la signora invece è nel mercato libero con ERA e si trova bene nel mercato libero, non succederà niente per lei. Il 1° luglio continuerà a mantenere il contratto che ha. Quindi la cosa riguarderà solamente quelli che hanno scritto sul loro contratto, e questo è quello che è da vedere, se sono in libero o in maggior tutela. Se sono in tutela avverrà questo cambiamento per l'energia elettrica. Se sono già in libero continueranno ad essere in libero con chi stanno o sceglieranno in qualunque momento qualunque altro tipo di società. È accaduto questo, che in pratica ARERA ha bandito una sorta di gara, di aste, ha diviso il territorio nazionale su 26 aree omogenee. Noi siamo una delle 26 e hanno partecipato comunque a queste aste le varie società. 7 di queste aste, di queste zone, le ha prese Enel, altre 7 le ha prese ERA. Voi dovete pensare che a Udine oggi il servizio di maggioranza, ecco, quello che fa servizio anche di tutela è SEN, quindi Enel, e col 1° luglio Udine passerà, quindi tutta la provincia di Udine passerà con ERA, perché lì ha vinto ERA per quel territorio, per quella zona. E Trieste, che abbiamo appunto adesso ERA, passeremo con Enel. Io sono un non vulnerabile, sono nella maggior tutela, col 1° luglio per me si applicherà il contratto con Enel, a tutele graduali, ecco quello che dicevo prima. Spero che sia più chiaro e comprensibile, ecco quello che ho detto. Assolutamente lo è. Allora c'è Renata che ci scrive e dice: perché non si può sanzionare chi strappa contratti via telefono? Non si può tornare alla vecchia firma del contratto? Chi ha un telefono in balia di ogni tipo di truffa. Questa situazione non tutela le persone fragili, dice Renata. Io ho una madre anziana, sono veramente preoccupata. Parla delle truffe al telefono, no? Lo diciamo spesso anche qui in trasmissione. Fate particolare attenzione a questo tipo di
di richiesta di firmare contratti via telefono? Allora, intanto comunque è bene iscrivere quel numero di telefono al pubblico registro delle opposizioni, che dovrebbe un po' limitare le scocciature e le proposte commerciali per telefono. Dopodiché vale anche il contratto fatto per telefono, ma deve seguire sempre anche un cartaceo. Di solito questo comunque tante volte viene evitato, ma il contratto telefonico ha tutta la sua valenza se è fatto correttamente. Il problema è che oggi noi assistiamo a delle truffe, perché se per telefono viene chiesto lei si chiama Francesco e uno dice sì ed è consapevole di quello che sta facendo e gli viene ripetuto tutta una serie di questioni però in maniera chiara, no? Quindi non truffaldina come vengono fatte in tante occasioni, la persona aderisce comunque ad una proposta, ma sempre se dall'altra parte del filo c'è una società seria e quindi può in quel caso essere confermato quel tipo di contratto, che comunque deve sempre seguire poi una comunicazione cartacea. Oltre alla comunicazione cartacea deve seguire anche una telefonata successiva, quindi precedente al ricevimento di quella cartacea, dove viene chiesta una sorta di conferma di ciò che è stato fatto. Questo in condizioni normali. Noi che cosa stiamo facendo? Intanto noi stiamo cercando di limitare questo tipo di attività ponendo un limite, oltre i 75 anni per esempio, proprio perché uno viene definito dopo i 75 anni come vulnerabile, perché evidentemente magari avrà la testa anche più chiara della mia, però vuol dire che comunque entra in un'altra categoria, in un altro tipo di attenzioni e di tutele che vanno mantenute. Quindi noi stiamo combattendo che si definisca una norma che i contratti telefonici vanno bene per i digitali, per quelli nati digitali, quindi perché sono nuove procedure, per chi oggi li utilizza in ogni ambito e per ogni tipo di attività. E quindi limitare le tutele per quei soggetti che devono essere assolutamente tutelati. Questa è una grande battaglia, ecco, comunque che va fatto. Ecco, però, ripeto, c'è sempre il comportamento corretto e il comportamento scorretto. Vanno combattuti i comportamenti scorretti, ecco, quindi questo è con tutti gli strumenti che abbiamo e ci riusciamo anche, solamente però che si apre una fase con una battaglia molto complicata. E mi rendo conto di quanto gravi siano le difficoltà delle persone che noi ogni giorno comunque accettiamo persone che vedi che entrano in uno stato d'ansia perché magari hanno detto un po' alcuni sì per telefono e non sono poi convinti di ciò che hanno fatto. Ecco, però tutto si riesce a recuperare con gli strumenti che noi abbiamo, ma questi sono gli strumenti di tutela che abbiamo oggi. Chiarissimo. Allora, un'altra telefonata, buongiorno, c'è qualcuno in linea? Buongiorno signora Buccarella, buongiorno a lei e ad Adamo. Buongiorno. A me è successa una cosa strana, signor D'Adamo, però perché lei aveva parlato una volta che era Tele4 di tutelato e libero. Io ho 77 anni fatti, sono andata in via dei Rettori a chiedere di cambiare il contratto e mettermelo sul tutelato. Mi hanno sconsigliato, hanno detto che era meglio che rimanga libero. Allora io non ci capisco più niente. E poi volevo dire, sono obbligata a passare all'Enel, avendo il tutelato, diciamo, eccolo, perché andrò nuovamente lì a chiedere nuovamente che mi facciano il contratto nuovo col tutelato. Sono obbligata o ho un'opzione e posso rimanere con ERA anche avendo il tutelato? Grazie. Allora, situazione complessa, però ecco, fornisco alcuni elementi che sono molto molto indicativi. Uno, noi abbiamo fatto un'analisi oggi sulle proposte commerciali. Le proposte commerciali in campo, nessuna è più vantaggiosa dell'offerta che oggi viene fatta dal mercato tutelato. Quindi qualunque cosa dice una società di vendita, è chiaro comunque che ERA le ha detto, dice, ma no, resti così, resti nel mercato libero perché questo è il percorso e il futuro. Ecco. Però sappia che a oggi dalle nostre analisi non c'è un'offerta commerciale
più economica di quella del mercato tutelato. Quindi noi consigliamo, intanto questo per l'energia elettrica, prima del 30 di giugno, di chi è nel mercato libero, perché senz'altro la signora sulla sua bolletta avrà scritto mercato libero, è quello che le hanno consigliato appunto di rimanere lì perché è più vantaggioso, punto interrogativo. Non so se era più vantaggiosa rispetto a quello che ho detto io prima. Lei fino a quella data, questo lo stabilisce anche ARERA, può recarsi da loro e dire io voglio rientrare nel mercato tutelato, punto. Loro dovranno accettare. In quella condizione lei dopo il 1° luglio rimarrà dove si trova adesso, quindi dove si troverà dopo che ERA avrà accettato questo rientro. Che è obbligata ad accettare. ERA non potrà rifiutarsi di modificare il contratto e di farla rientrare nel mercato tutelato. Se dovesse farlo ci telefoni immediatamente e vedrete che casino combineremo. Benissimo, allora questo è il consiglio che si può dare alla signora Nivea, ma a tanti altri nostri telespettatori che magari si troveranno nella stessa situazione. Allora c'è ancora un intervento riguardo le bollette. Manuela dice: buongiorno a lei e al suo ospite, io dopo lo spavento della bolletta di 700 euro, il doppio dell'anno precedente, da febbraio non ho acceso il riscaldamento per risparmiare, però comunque è arrivata la bolletta da 250 euro, non tanto per il consumo ma per gli oneri accessori. Se continua così saremo costretti a scegliere se morire di fame o di freddo, dice la signora Manuela. Allora io posso consigliarle così velocemente, ci dia una telefonata, venga, non le chiederemo l'iscrizione, ecco, quindi nessuno si spaventi perché comunque noi le informazioni le diamo sempre a titolo gratuito, poi solamente se facciamo una qualche pratica chiediamo l'iscrizione all'associazione. Analizziamo comunque, vediamo meglio il tipo di contratto che ha, vedremo che costo le faranno e potremo dare i consigli utili, ma non per dire fa il contratto con Tizio, Caio, Sempronio, che non voglio citare neanche la società, ma forniremo comunque i parametri da tenere in evidenza per l'accettazione di un contratto o di un altro. Poi è probabile che se la signora ha avuto questo aumento avrà un contratto di mercato libero con la società che abbiamo già messo in evidenza come comportamento non corretto. Allora, un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Dottoressa Bucarella, buongiorno a lei e al suo ospite, sono Fulvio. Buongiorno Fulvio. Guardi, deve pensare che se l'amministrazione italiana fosse un'amministrazione onesta, noi avremmo la corrente elettrica per trattato di pace in base all'allegato 9 al prezzo della corrente idroelettrica, al prezzo di costo per trattato di pace. Senza altro tasse. che nella miseria che la gente che consuma anche il gas deve addirittura spegnere il riscaldamento perché se no non hanno i soldi per pagare la bolletta. L'amministrazione italiana, il più bel paese del mondo, un'amministrazione a questo livello. Ci stanno derubando. E allora, visto che il signore è là, non so di che associazione dei consumatori. Federconsumatori, sì. Perché non difende i consumatori? Tiriamo fuori il trattato di pace. Questa è la domanda di Fulvio. Allora, grazie Fulvio, buona giornata. Cosa vuole rispondere il signor Fulvio? Poi, che ci ha posto già un altro signore, un giorno è venuto uno da noi, ne abbiamo parlato un pochettino su questo argomento, però dico che non siamo noi in condizioni di risolvere questo tipo di problema e modificare le condizioni in essere con gli strumenti che noi abbiamo, quindi non siamo noi il presidio più competente per il riconoscimento dell'allegato 8 di quant'altro il signore ha citato, cui possiamo discuterne, ma gli strumenti che noi abbiamo sono molto più limitati, più terra-terra. Allora, diamo un cenno alla giornata di domani, 1° maggio, ne parleremo fra poco anche con il segretario della CGIL provinciale Massimo Marega, ma anche voi Federconsumatori sarete domani alla manifestazione nazionale che sarà a Monfalcone, no? Certo, domani noi saremo alla manifestazione di Monfalcone,
saremo presenti noi con i nostri simboli, le nostre bandiere di Federconsumatori. Sarà presente anche il nostro Presidente nazionale a questo appuntamento importante, appuntamento che riguarda i diritti, la pace, certamente i diritti del lavoro sostanzialmente e anzi più importanti anche, e i diritti però del consumatore, perché tutte le cose di cui noi abbiamo parlato vediamo sempre più come i diritti del consumatore, quindi il rispetto del consumatore siano sempre più messi in crisi da comportamenti commerciali scorretti. Ecco, noi questo è quello che rivendichiamo, il diritto comunque, perché i soldi che noi paghiamo come consumatori quando acquistiamo un servizio non sono soldi falsi, ma sono soldi veri, e quindi vogliamo assolutamente rispetto. Quindi il rispetto, diritti e la pace, questa grande parola che è un imperativo a cui dobbiamo assolutamente tendere. Vero, che poi incide anche, abbiamo visto, anche nella nostra vita quotidiana, certo, banalmente, no? Al di là proprio del concetto di pace che va sempre perseguito. Allora, grazie Angelo D'Adamo, torni presto a trovarci qui a Sveglia Trieste. Come vede, insomma, i telespettatori sono molto attivi e attenti a tutte le problematiche che riguardano i consumatori. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi. E noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, a fra pochissimo. Bentornati in diretta, 9.05, siamo in compagnia di Massimo Marega, segretario provinciale di Trieste della CGIL. Buongiorno e ben arrivato. Buongiorno a lei e a tutte le persone in ascolto. Grazie di essere qui. Allora, fra pochissimo torneremo a collegarci ancora con il nostro Gianluca Paladin quando sarà pronto per gli aggiornamenti di questo fatto di cronaca che stiamo seguendo questa mattina. Una signora 85enne ha subito un tentativo di rapina e è stata picchiata in zona via Flavia. Allora, lo vedo subito pronto, allora ci colleghiamo subito con lui. A te la linea, Gianluca. Sì, grazie Laura. Si stanno aggiungendo dettagli su questa brutale aggressione avvenuta questa mattina. Adesso è appena andata via, ovviamente non l'abbiamo inquadrata perché c'è anche gli investigatori, la Polizia di Stato in Borghese che sta investigando esattamente qui sul posto. Abbiamo appena intervistato il figlio dell'anziana che è stata picchiata, che con drammaticità ci ha raccontato quei momenti, ci ha anche spiegato lo stato di forma in cui si trova sua madre, che è ricoverata all'ospedale, che è tutta tumefatta in volto, praticamente gonfissima, insomma una brutta ferita a causa di un pugno fortissimo tirato da questa persona che senza apparente motivo l'ha picchiata. Infatti dobbiamo correggere dei dettagli, pare che non abbia chiesto soldi, non abbia chiesto nemmeno soldi per un medicinale o un collirio, come detto nei collegamenti precedenti, ma pare che proprio senza motivo abbia sferrato un pugno a questa donna. Il figlio ci ha raccontato tutto, vedremo su Tele4 sicuramente la nostra intervista drammatica di quei momenti, perché bevendo un caffè assieme poi figlio e mamma si sono salutati, la mamma ha proseguito la passeggiata per portare fuori con il cane finché questo uomo si è avvicinato a lei e appunto l'ha colpita violentemente in faccia. La polizia sta indagando sul posto, noi ovviamente vi stiamo dando aggiornamenti il più possibile su quello che è successo. Non ci siamo ancora spostati, Laura, proprio perché abbiamo come dire, ha preso notizie mano a mano che i minuti passavano. Qui nel rione davvero, Laura, ne stanno parlando tutti di questa aggressione, nonostante sia avvenuta molto presto questa mattina. Dimmi, Laura. Non so se sarà possibile poi sentire anche nel corso della trasmissione questa intervista, non so se avete modo poi di inviarcela oppure la vedremo poi nei nostri telegiornali, non so come potete essere organizzati. Insomma. Adesso ci sentiremo con la regia e vedremo se sarà possibile darla subito prima della fine della trasmissione, certamente, Laura. Attendiamo allora aggiornamenti fra poco, casomai ti avviso. A te. Perfetto, grazie Gianluca Paladin per questi aggiornamenti, insomma un brutto fatto di cronaca
Cercheremo di seguire le indagini e vedere di far luce un pochino su quello che è successo. Si parlava di una tentata rapina, adesso sembra non essere così, una aggressione senza apparente motivo, quindi cercheremo di capirne di più nel corso della trasmissione poi con i nostri telegiornali. Torniamo invece alle celebrazioni del 25 aprile, alla Risiera, poi parleremo anche di quelle di domani, no? Della festa dei lavoratori domani 1° maggio. Allora, come è andata questa celebrazione di quest'anno, il 25 aprile? C'è qualche dettaglio che insomma intende chiarire il segretario della CGIL? Raccolgo solo l'occasione per fare un augurio di pronta guarigione alla signora, peraltro la zona la conosco molto bene perché risiedo circa una 50 di metri dalla zona in cui è stata predisposta l'intervista, quindi spero una pronta guarigione insomma, da parte della signora, e sicuramente non è un bel episodio. Per quanto riguarda il 25 di aprile, innanzitutto dispiace che del 25 di aprile si parli sempre per polemiche correlate a questa data e mai del merito dei festeggiamenti che noi riteniamo assolutamente importanti, diciamo, per il nostro paese, perché è una giornata di festa della liberazione, diciamo, del nostro paese dal nazifascismo. Allora, un primo punto su cui vorrei soffermarmi è la questione relativa agli aspetti organizzativi esterni, perché dopo un po' il disastro organizzativo dell'anno precedente in cui sono rimaste escluse centinaia di persone dalla cerimonia, quest'anno dal punto di vista dell'organizzazione interna che è in capo al Comune si sono predisposte una serie di regolamenti anche in virtù del fatto che si sono predisposte delle opere di riqualificazione all'interno della Risiera, le vie di uscita eccetera eccetera, per cui su tutta la questione organizzativa interna noi non abbiamo nulla da eccepire, anche perché ci sono delle norme sulla sicurezza che vanno rispettate e per noi sono assolutamente indispensabili. C'è però una questione relativa all'organizzazione esterna, perché abbiamo ricevuto decine e decine di segnalazioni e abbiamo potuto verificarle anche noi. Nei giorni precedenti, come ANPI e come CGIL, noi abbiamo richiesto un incontro al Questore, che devo dire, e ringraziamo, ha dato assoluta disponibilità e pronta risposta. Dobbiamo però registrare che rispetto a quello che ci ha detto, noi abbiamo trovato una situazione organizzativa completamente differente. È chiaro che io, dal giorno in cui abbiamo predisposto l'incontro al giorno effettivamente della cerimonia, non so se sia successo qualcosa che abbia indotto la Questura a modificare gli aspetti organizzativi, però abbiamo verificato che invece di predisporre controlli a campione, come erano stati predisposti nella cerimonia che era stata predisposta a gennaio, fisicamente ci siamo ritrovati di fatto una Risiera sostanzialmente militarizzata. Avevamo anche chiesto di tenere un profilo basso da quel punto di vista perché riteniamo che quella cerimonia sia delle persone, che naturalmente tutti siano rispettosi, come posso dire, di quel luogo, perché a tutti è chiaro in cosa consista quel monumento, diciamo, ai caduti, e riteniamo francamente ingiustificata, ad eccezione che non ci siano giustificazioni di cui insomma noi non abbiamo conoscenza, il fatto che è stato predisposto un controllo persona per persona, impedendo alle persone ad esempio di portare anche semplicemente l'ombrello, c'era pericolo diciamo, di pioggia, per fortuna scappato, ecco, e da questo punto di vista insomma noi registriamo che è l'unica celebrazione che ha una tipologia organizzativa di questo tipo. Allora, pur sapendo e non volendo naturalmente inserirmi in questioni che riguardano la Questura, perché abbiamo rispetto naturalmente dell'operato della Questura, però ci chiediamo interroghiamo anche la politica se la celebrazione della Risiera debba diventare un momento, come esattamente è successo negli ultimi 2 anni, di fatto in cui noi assistiamo a una celebrazione di fatto militarizzata, al di là del corteo o meno degli antagonisti. Però di fatto all'interno della celebrazione non è mai successo nulla all'interno della Risiera, in tutti gli anni in cui si è predisposta la celebrazione, perché tutti sanno in cosa consista quel monumento. Quindi da questo punto di vista, se non ci sono motivazioni che a noi sono sconosciute, francamente ci richiediamo perché ci sia questa tipologia organizzativa. Peraltro segnalo anche che abbiamo visto all'esterno della Risiera la presenza di un'impresa di sorveglianza privata che predisponeva i controlli con tanto di metal detector. Io penso che nemmeno alla presenza del nostro Presidente della Repubblica si siano predisposti all'Università di Trieste, si siano predisposti controlli di questo genere. Capito. E quindi da questo punto di vista sicuramente riteniamo che ci sia un problema. Anche per la manifestazione futura magari, no? Sicuramente porremo un tema anche per il prossimo anno, perché non vorremmo che questo in qualche
qualche maniera allontani le persone, perché molte persone non se la sono sentita di entrare. Sì. È stato impedito l'accesso ad esempio ad una signora che portava un semplice vasetto con dei fiori probabilmente di propri congiunti, insomma di propri cari che sono scomparsi all'interno della risiera. Riteniamo che insomma francamente tutto debba avere, come posso dire, una certa coerenza, e se vale francamente per questa celebrazione ci chiediamo perché anche in altri momenti, perché comprendiamo che il momento internazionale non è dei più facili, però penso che ci siano anche altri punti sensibili. Alla situazione internazionale, quindi il motivo potrebbe essere questo, però dice lei ci sono stati altri eventi anche in città che non hanno avuto lo stesso tipo di organizzazione, insomma, chiamiamola così, della sicurezza. Allora, buona giornata a tutti, ci scrive Gianni, che sia buona anche per me. Beh, giustamente, insomma, si fa l'augurio. Il mio ricordo della Luminosa, arrivano anche questi ricordi, questo luogo al centro della città, sul marciapiedi della via più larga di Trieste, sopra il torrente Grande, chiuso tra le due contrade parallele San Francesco e l'ex corsia Stadium, ora Battisti, era sempre affollatissimo il sabato sera e la domenica pomeriggio da nugoli di giovani festanti, il campo base per eccellenza dove gli incontri venivano per raggiungere assieme la meta del divertimento, atteso tutta la lunghissima settimana. Inoltre, nell'attesa delle mancata puntualità si poté mitigare la noia o l'inquietudine a seconda di chi si attendeva, introducendosi all'interno dell'intricato dedalo delle contrade della città segnate sopra un plastico. Premendo il pulsante della via scelta, essa veniva illuminata da minute lampadine per i triestini periti, mentre il rimanente della toponomastica rimaneva nell'oscurità. Per questa ragione, almeno per me, nonostante la scomparsa del plastico, viene ricordato come la Luminosa, dice Gianni, ci fa sapere insomma questa storia, grazie. Allora c'è una telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno Nino. Nino, buongiorno Nino. Buongiorno. Colgo l'occasione perché là un rappresentante della CGIL, io il 25 aprile sono stato in risiera. Non trovo nessun problema che mi vengono a controllare, che poi hanno fatto un controllo come si fa tante volte anche allo stadio, dove non puoi portare dentro niente, a prescindere da questo. La CGIL, quanto sindacato, all'interno, con un suo rappresentante, ha fatto un discorso, non di ricordo del 25 aprile, ma ha fatto un discorso politico in totale. Allora, faccio presente al signore della CGIL, io quando lavoravo facevo parte di un altro sindacato, non le faccio i nomi perché non serve, però la CGIL, la UIL e la CISL potevano parlare, gli altri non potevano interloquire con l'azienda o altre cose. Questo non è fascismo? Che voi lo avete condannato al 25 aprile? Questo è una cosa che lei magari sta ridendo, ma non è così. Che voi fate quello che volete e dite agli altri di fare quello che volete voi. Questo è il arrabbiato, signor Nino, insomma, sì, ha partecipato al 25 aprile. Alla manifestazione del 25 aprile si doveva ricordare il 25 aprile e non buttarla in politica, dice Nino. Come l'ha fatto la CGIL, capito, come l'ha fatto quella dell'Ampi, come l'ha fatto il sindaco di San Dorligo. Per l'amor di Dio. Va bene Nino, grazie della sua opinione. Cosa vuole rispondere? Insomma, che le opinioni sono assolutamente legittimi. Registro, perché così tocchiamo anche un altro punto, che evidentemente il signore e anche il presidente Fedriga non sono stati in linea però col sentimento della risiera, perché io ero presente naturalmente alla cerimonia e gli interventi che lui ha citato sono stati assolutamente applauditi. Quindi dico questo, le, come posso dire, proprie idee sono e rimangono tali ed è giusto, io le rispetto e ognuno naturalmente può pensare e dire ciò che vuole nel rispetto degli altri. Segnalo una cosa, rispetto anche all'intervento del Presidente Fedriga, su questo io ci tengo. Sì. Allora, io ho visto il Presidente Fedriga assolutamente indignato per le parole dell'Ampi. Io ho qui l'intervento della Presidente dell'Ampi. Non c'è nessun riduzionismo. Nell'intervento si parte dal riconoscimento della giornata del ricordo.
dalla questione relativa alle foibe, dalla complessità di questo territorio. Allora io dico questo al Presidente Fedriga perché registro che quegli interventi, e se voi rimandate anche la registrazione, si vede che esattamente nel momento in cui il Presidente si scompone, l'applauso da parte della Risiera. Io registro che ci sono sensibilità differenti su questo territorio. A me non ha mai convinto la questione relativa alla memoria condivisa, perché ritengo che persone che in momenti, in contesti differenti, sono state toccate da drammi e da fatti personali, difficilmente possano condividere una certa tipologia di memoria. Cioè penso che la gente che generalmente è presente in Risiera abbia naturalmente una dinamica e un vissuto leggermente differente rispetto alle persone, ad esempio, che celebrano la presenza alla foiba di Basovizza. Ma io penso che questo sia assolutamente legittimo. Chiaro. Il tema non è questo, il tema è che se un Presidente, mi rivolgo a lui, Presidente, se lei si indigna per le parole dell'ANPI, allora io penso che tantissime di quelle persone si sarebbero aspettate la stessa indignazione per l'imbrattamento del monumento che è stato ai partigiani. E bisogna andare a leggere ciò che è stato scritto su quel monumento da 4 cretini. Perché si parla del 25 come lutto nazionale. Non una sola parola da parte del Presidente su questo, non una sola parola e non una sola presenza sui 61 fucilati a Opicina. Noi abbiamo le nostre fosse ardeatine a Trieste. Certo, fanno riferimento a una determinata componente. Vogliamo negare a quella componente il riconoscimento? Ma quando io parlo di componente parlo di tutta la cittadinanza, che è composita. Quindi naturalmente purtroppo sul confine orientale noi siamo coscienti che il fatto che noi eravamo su una zona di confine in cui più popoli interagivano ha creato una complessità ulteriore rispetto al tema e alle vicende della Seconda Guerra Mondiale. Però io lo dico in maniera chiara, non ci credo al Presidente Fedriga e alla sua indignazione. Uno, perché registro che non era in linea con il sentimento della Risiera, perché gli interventi che ha citato il Signore sono stati interventi assolutamente applauditi. Registro anche il fatto che moltissime delle nostre persone ci hanno segnalato che avrebbero voluto la stessa indignazione per altri fatti, ripeto, come quello ad esempio dell'imbrattamento. Che ha citato dell'imbrattamento e appunto della presenza o meno all'altro monumento a Opicina. Allora, dobbiamo fermarci per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, parleremo anche del 1° maggio, no? Dell'appuntamento di domani. A fra pochissimo. Bentornati in diretta. Allora, siamo sempre in compagnia del segretario della CGIL di Trieste, Massimo Marega, che sta rispondendo alle vostre telefonate, alle vostre segnalazioni e che ci racconta anche cosa succederà domani. Domani è la festa del 1° maggio, c'è la manifestazione nazionale a Monfalcone, però c'è anche la manifestazione qui a Trieste. Assolutamente sì, nel senso che le strutture nazionali confederali hanno individuato a Monfalcone, questo ci fa piacere, per la 3ª volta peraltro negli ultimi 20 anni i segretari confederali nazionali sono presenti nella nostra regione, ma noi abbiamo confermato come CGIL l'effettuazione del corteo classico del 1° maggio a Trieste e anche le presenze a Muggia e a Santa Croce, che sono anch'esse delle presenze storiche da questo punto di vista, per cui il corteo partirà come gli anni scorsi con concentramento da Campo San Giacomo alle ore 9 per arrivare, per quanto riguarda ispezione della CGIL e delle associazioni, perché quest'anno c'è una novità, in Piazza dell'Unità d'Italia dove troverà conclusione. Quindi questo sarà il percorso stabilito e ci saranno ovviamente i comizi, no? In Piazza Unità? Ci saranno assolutamente i comizi, nel senso, così do diciamo, un'indicazione chiara, quest'anno evidentemente per questioni organizzative CISL e UIL hanno concentrato insomma, il proprio impegno sul territorio di Monfalcone e quindi c'è la sola CGIL per quanto riguarda i confederali presenti al corteo del 1° maggio e quindi abbiamo la possibilità quest'anno anche di condividere il nostro corteo con molte associazioni. Abbiamo cercato di coinvolgere la rete che è stata predisposta a livello nazionale all'interno della Via Maestra, cioè la CGIL è mobilitata ormai da mesi da questo punto di vista, creando una rete a livello nazionale e sui territori. Abbiamo richiesto, ieri abbiamo predisposto una riunione partecipata con tutta una serie di associazioni che parteciperanno domani e che prenderanno anche la parola, associazioni che vanno
fra virgolette, attraverso il loro impegno, dai temi dell'immigrazione ai temi fisicamente della sanità pubblica, ai temi dell'inclusione, a tutti i temi, diciamo, che riguardano l'impegno come quello dei consultori, al forum delle disuguaglianze, insomma a diverse tipologie di associazioni che si impegnano e che hanno aderito alla Via Maestra. Tra l'altro abbiamo una notizia che io penso sia assolutamente positiva: domani avremo con noi in corteo anche Marco Cavallo, che è un simbolo naturalmente di libertà e di democrazia. A noi ci fa estremamente piacere. Abbiamo naturalmente ringraziato le associazioni prenderanno la parola poi dal palco di Piazza dell'Unità anche assieme alla CGIL per veicolare naturalmente un augurio intanto di un buon 1° maggio e naturalmente tutte le informazioni, le comunicazioni, naturalmente tutti i discorsi relativi, diciamo, alle questioni che noi vogliamo affrontare, ripeto, all'interno della Via Maestra e all'interno di un sottile filo rosso che noi riteniamo unisce tutte queste associazioni e il mondo del lavoro, che lo sintetizziamo all'interno della tutela della nostra Costituzione. Chiarissimo. Allora, ci colleghiamo nuovamente con il nostro Gianluca Paladin, che si è leggermente spostato rispetto a prima, credo sia ancora in zona, lo ricordo sempre, zona dell'aggressione a un'anziana 85enne. Allora, a te nuovamente la linea, Gianluca. Sì, è vero Laura, ci siamo spostati di poco in realtà, ma per parlare dell'altro episodio, quello che avete già letto sul giornale questa mattina. Insomma, poi la Sores ha inviato anche le informazioni a noi tra ieri e oggi. Comunque parliamo di quel 63enne triestino che è deceduto dopo un malore avvenuto in questa via. Siamo in via Santa Maria Maddalena, quindi ci siamo davvero spostati di poco rispetto a prima. Siamo saliti sostanzialmente in un'abitazione qui vicino. Quest'uomo ha avuto un malore, ma il tema è che, secondo quanto preso, l'ambulanza sarebbe arrivata 24 minuti in ritardo, probabilmente per altre emergenze che ci sono state. La stessa Sores, la centrale operativa che si occupa di ricevere le segnalazioni e le richieste di aiuto, ha pubblicato quello che è stato, se possiamo dire, un po' il verbale dell'intervento, insomma le tempistiche con cui sono intervenuti. Quindi questo malore sarebbe venuto nel primo pomeriggio, appunto sono passati più di 20 minuti dall'arrivo dell'ambulanza. Nel frattempo questa persona ha avuto assistenza dalla moglie, però poi quando sono arrivati i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Stava lavorando in un'abitazione di campagna qua vicino e insomma purtroppo è arrivata l'esito insomma di questa situazione è stato dei peggiori, e la Procura vuole vederci chiaro. La Procura vuole vederci chiaro per capire se ci sono responsabilità effettivamente su quanto successo. È un tema, una situazione ovviamente delicatissima, quindi noi vi aggiorneremo in base a quello che anche apprenderemo dalle fonti ufficiali di tutta questa faccenda. Laura, ti restituisco la linea. Noi penso ci sposteremo in stazione anche per fare un po' di immagini di contesto, per parlare di quell'altra rapina che invece c'è stata ieri sera, pare, ai danni di un migrante, derubato presumibilmente da altri migranti. Insomma, anche in quel caso è intervenuta la Polizia di Stato. Per il momento da via Santa Maria Maddalena è tutto, a te la linea Laura. Grazie Gianluca. Allora, anche questo è un altro fatto di cronaca su cui bisognerà far luce, questo intervento tardivo, no? Pare dell'ambulanza e dei soccorsi. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, c'è qualcuno in linea? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, io sono un'inquilina dell'Atter di Altura. E dunque sono 2 mesi che ci tormentiamo qua per questa entrata, il portone. Dopo un mese ci hanno aggiustato i citofoni. Adesso è un mese che tirano avanti proprio per la chiusura. Dunque sono 2 mesi che siamo con il portone aperto. Abitano le persone anziane. Non mi sembra una sicurezza. Chiaro. Perché uno spinge, entra e me lo trovo davanti alla porta. Cioè non si può chiudere il portone, capito? Non si chiude. Abbiamo mandato l'email, chiamate e tutto. Anche questa mattina, prima di chiamare voi, ho chiamato l'Atter. Dobbiamo aspettare perché hanno ordinato un pezzo.
Capito, questa è stata la risposta. Questa è la risposta, però sono tutte persone anziane, è un rione dormitorio, però almeno dormire tranquilli. Chiaro signora, il complesso Ater di Altura, quindi sì, via Montasio. Via Montasio. Grazie della segnalazione, ci informiamo anche noi insomma sull'accaduto. È chiaro che se stanno aspettando un pezzo probabilmente sarà imminente, lo speriamo, però insomma è un bel problema rimanere, no, con il portone aperto sostanzialmente. Penso che certamente, insomma, soprattutto per le persone anziane, il tema della tranquillità, della sicurezza eccetera sia centrale. Vi è un tema insomma anche di marginalità abbastanza diffusa, purtroppo delle notizie di oggi che si susseguono sicuramente non sono positive, ma evidentemente qualcosa purtroppo anche nella nostra città sta cambiando, e anche il sentito più o meno di sicurezza, diciamo, percepito dalle persone, tanto più magari dalle persone sole, dalle persone anziane, chiaramente si acuisce a fronte anche naturalmente di queste notizie. Quindi speriamo che ci sia l'intervento. L'intervento veloce. Allora dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo per l'ultima mezz'oretta in compagnia del nostro ospite Massimo Marega, segretario della CGIL. A fra poco. Bentornati a Sveglia Trieste, ancora in compagnia del segretario provinciale della CGIL. Allora ci sono anche tante mail, ne leggo qualcuna. C'è Roberto che così un po' polemico dice: il signore in studio era a Basovizza a febbraio la ricorrenza dei martiri delle foibe, e poi chiede questa sera e domani non passate per San Giacomo, potrebbe non essere sicuro, dice il signore. Insomma, voleva rispondere insomma a questa dichiarazione del signor Roberto. Ma non ho nessun problema a rispondere, nel senso non ero presente, naturalmente io non faccio parte delle istituzioni. Naturalmente provo a dire così al signor Roberto: io sono figlio di una donna dell'Istria, quindi so esattamente cosa sia il monumento e so anche quali siano le sofferenze che quelle persone hanno patito, e ho assolutamente rispetto di quelle sofferenze. Il tema naturalmente del 25 aprile non riguarda quello di cui abbiamo parlato prima. Il tema è il reciproco riconoscimento delle responsabilità a chi, come il sottoscritto, svolge un determinato tipo di ruolo. Spetta esprimere un giudizio sulla base dei fatti storici. Voglio chiudere qui la questione del 25 aprile perché so che è una questione, se vogliamo, anche divisiva, perché purtroppo le sofferenze questo hanno creato, questo è l'ascito della guerra. Però io prendo atto di questo, guardi, il 25 aprile è una festa di liberazione di tutta l'Italia. Allora, perché io voglio polemizzare necessariamente in maniera, come posso dire, virtuosa con il Presidente Fedriga? Perché ci sono sensibilità differenti su questo territorio, io di questo ne prendo atto. Noi abbiamo rispetto di tutte le sensibilità, però quando si parla di riduzionismo non si può parlare di riduzionismo rispetto all'intervento che ho qui del Presidente dell'ANPI, non vi è alcun riduzionismo, c'è un'affermazione sul tema dell'utilizzo strumentale dal punto di vista politico di alcune vicende. È un'affermazione, si può essere d'accordo o non si può essere d'accordo, perché altrimenti io dovrei dire che gli interventi fatti dalle istituzioni sono riduzionisti, perché sono state citate genericamente delle dittature, ma noi abbiamo avuto in Italia una sola dittatura, che è quella nazifascista, di questo si parla il 25 di aprile. E il lascito purtroppo delle guerre sono esattamente queste divisioni che sono ancora sentite sul territorio, perché io registro questo e quindi dico al Signore che io sono assolutamente rispettoso di quelle sofferenze, le conosco, so in cosa consistano. Naturalmente a chi svolge un determinato ruolo poi spetta anche esprimere un giudizio sulla base dei fatti storici, e nessuno nega l'esistenza delle foibe e delle responsabilità anche da parte di chi fu liberatore, ma dobbiamo sapere che esistono responsabilità che non possono essere equiparate fra chi ha aggredito e, fra virgolette, e chi ha subito quell'aggressione. Questo è l'ascito purtroppo di quell'aggressione nazifascista. Noi oggi abbiamo la democrazia grazie alla liberazione, e grazie naturalmente anche agli alleati, e grazie naturalmente anche ai partigiani. Allora, Matteo invece ci scrive: gentilissimo segretario, cosa pensa del modo di procedere del Comune di Trieste in merito all'area ex Pavan? Tutt'altro argomento, possiamo dire che il Comune stia disattendendo i bisogni sociali di partecipazione democratica, nonché l'impegno civico della popolazione di San Giacomo e degli altri territori cittadini?
C'era anche un intervento di Paolo Radivo, sempre sul medesimo tema, insomma, sul pozzo dell'ex Pavan. Sono state rimesse in piedi ieri le transenne installate il 20 aprile ma crollate a terra il 22 per la bora e lì rimaste per una settimana. Il pozzo colmo d'acqua era stato rinvenuto il 18 aprile, lo ricordiamo. L'assessore Lodi aveva riferito il 22 aprile in consiglio che la chiusura del pozzo è stata coordinata dal comune, ma allora perché il 20 aprile il pozzo è stato disostruito e attorniato da transenne? Il rischio di caderci dentro è scomparso, dice Paolo Radiva, no? Nel comitato. Insomma. Io dico questo, noi siamo anche usciti rispetto al tema dell'ex Pavan, ma più in generale dei comitati. Allora, io penso che ci sia un problema vero sulla questione relativa alle opere pubbliche da parte di questa amministrazione comunale. Penso che ci sia un problema di metodo e di merito. Di metodo, perché prendo atto che l'emergere di tutta una serie di comitati pongono un tema rispetto ad una pratica che non è vincolante dalla legge, perché nessuno, come posso dire, o quantomeno la CGIL, non riconosce il fatto che questa amministrazione possa governare, possa decidere. Punto. Noi pensiamo però che rispetto a scelte importanti in cui si fanno investimenti importanti nelle varie aree, ci dovrebbe essere una questione di metodo, cioè di una fase di ascolto e di ricezione almeno di una parte delle istanze di quel territorio. Mi sembra che l'emergere di tutta una serie di comitati, peraltro mi risulta che ci dovrebbe essere anche un passaggio tra pochi giorni da parte di tutti i comitati che forse dovrebbero coordinarsi tra loro, pongono un tema di metodo. Chi ascolta le istanze del territorio? Il comune è in contatto con le istanze del territorio, gli assessori sanno esattamente ciò che sta succedendo nelle varie aree, sanno interpretare esattamente i servizi e le necessità di chi vive quelle aree, perché quelle aree sono ad uso e consumo, fra virgolette, dei cittadini. Allora ci sarebbe bene che intanto come metodo si ascoltassero i cittadini, poi naturalmente si decidesse assieme ai cittadini, perché parliamo di democrazia partecipata, quali sono gli investimenti che un comune fa. Poi ci sarebbe tutta un'altra tematica su dove gli investimenti in questa città vanno a finire. Questo insomma è anche un'altra pagina, diciamo, dello stesso discorso forse. Non volevo sottrarmi rispetto all'ex Pavan nel caso. Ecco, allora una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno signora Bucarella, sono Andrea. Volevo informare la cittadinanza di Trieste che tanto ha obiettato contro i Novax, ancora si fa, no? Adesso ci sono addirittura i no ticket, adesso per le manifestazioni di Venezia è stato creato il termine no ticket, ormai l'opposizione viene sempre considerata no. Allora l'informo la cittadinanza che La Verità di oggi pubblica in prima pagina che la casa farmaceutica AstraZeneca, che un anno fa negava con decisione il fatto che il suo vaccino provocasse almeno delle trombosi, ammette in tribunale che il suo preparato contro il Covid può causare trombosi. Grazie alla manleva paga lo Stato che finora ha già rimborsato a 163 cittadini. Allora vorrei informare la cittadinanza triestina, e questo lo faccio anche a fronte dell'articolo di oggi sul Piccolo. Io non so se il signore di 63 anni, per il cui malore è deceduto ieri, sia causato da vaccino. So per Andrea, certo, era però no, lei mi interrompe sempre. No, allora, quando parla Andrea, se comincia a alzare la voce la interrompo, sì, grazie, arrivederci. Allora, diceva insomma del malore di cui abbiamo parlato, c'è scritto chiaramente, no, che il signore soffriva comunque di una cardiopatia. Comunque il nodo qui era proprio il giallo sull'arrivo dei soccorsi, questo è il nodo. Sul resto di cui parlava Andrea, voleva dire qualcosa? Ma io non penso di avere le basi scientifiche per poter esprimere giudizi nel merito. Così in maniera generale, generica, senza... Io penso che quella vicenda sia stata sicuramente una vicenda anche quella divisiva. Sì, è vero. Io capisco che all'interno di, come posso dire, una prima volta per tutti, perché tutto sommato ci siamo ritrovati tutti quanti di fronte ad un qualcosa di mai provato, almeno nella recente storia, diciamo, della nostra generazione. Sicuramente non sia stato facile né in Italia né negli altri paesi, insomma, europei, ma non solo, affrontare il tema della pandemia. Noi siamo stati uno dei primi paesi colpiti. Posso presupporre che qualsiasi tipologia, ecco, di vaccino possa avere anche delle contraddizioni. Francamente non ho i requisiti, ecco, non mi cimento in questioni scientifiche, però posso immaginare che ci siano anche delle controindicazioni e persone che purtroppo vaccinate possano soffrire di questo.
Il tema è capire, numeri alla mano, chi si occupa di questo, se effettivamente, come posso dire, il beneficio dei vaccini sia molto superiore o meno rispetto naturalmente alle eventuali mortalità. Anche uno è un dramma, però naturalmente rispetto a milioni di persone che rischiano la vita a fronte della pandemia è chiaro che si deve soppesare poi insomma gli interessi economici che poi navigano intorno, diciamo, le case farmaceutiche eccetera, penso siano noti a tutti. Quelle ecco, non sono questioni note, vanno insomma chiaramente evidenziate, messe in evidenza assolutamente. Allora, buongiorno, chiedo se il suo ospite è al corrente della situazione della Tirso, ci scrive Giorgio, che situazione ha la Tirso in questo periodo? Allora, assolutamente sì, io naturalmente non sono segretario di quella categoria, per cui insomma sto un po' attento naturalmente penso che sia un'impresa, anzi sono certo che è un'impresa che ha una certa sofferenza. Ciò che è certo che i lavoratori e le lavoratrici della Tirso vivono ormai da tempo, da mesi, una situazione di estrema difficoltà per quanto riguarda i pagamenti delle proprie retribuzioni, non avvengono in maniera puntuale alla fine del mese. Penso che sia un'impresa in difficoltà, so che le organizzazioni sindacali hanno predisposto negli ultimi mesi tutta una serie di passaggi, non ultimo penso che ci sia un passaggio in sede di Confindustria nella data del 13 maggio, so che hanno predisposto nell'ultima assemblea, tra l'altro impegnati anche dalle lavoratrici e dai lavoratori rispetto al fatto che l'azienda debba ottemperare agli impegni presi, perché in più occasioni l'azienda è venuta meno nei confronti delle organizzazioni sindacali, delle lavoratrici e dei lavoratori, da alcuni impegni a progetti industriali che aveva predisposto per poter uscire da una certa tipologia di crisi. Penso che il 13 sarà una data importante per capire se questo impegno verrà in qualche maniera portato a compimento o se purtroppo parleremo di un'altra impresa che entra in un tunnel poi di difficile risoluzione. Ma di fatto ne è già dentro. Ne è già dentro. Allora, sentiamo la telefonata. Buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno, sono in linea? Sì, buongiorno. Buongiorno, allora un saluto a lei Bucarella, la gentile redazione, il gentile ospite e tutti i telespettatori di Tele4. Buongiorno a lei. Allora, io volevo richiamare l'attenzione per fare uno spunto di riflessione, no? Inerente che, a mio avviso, Trieste è troppo legata ai fatti degli esuli istriani / optanti, no? Perché sappiamo benissimo che la quantità di optanti / esuli istriani è venuta diciamo, negli anni 50 grosso modo, no? Pochissimi subito dopo la guerra. Questi sono dati storici, per cortesia non mi si contesti. Allora il punto è che quando sono venuti qua a Trieste, allora per prima cosa il governo italiano ha confiscato alla comunità degli sloveni in Italia 1.200.000 metri quadrati di terra per costruire il Borgo San Sergio, Borgo San Mauro e vari eventuali. E di questi 1.200.000 metri quadrati non confiscati, il governo italiano non ha mai dato soddisfazione economica, diciamo, è ancora un debito che esiste. Secondo, quando sono venuti gli esuli / optanti istriani a Trieste, il governo italiano ha fatto una legge in cui imponeva alle ditte del posto, dei locali, di assumere fino al 25% della popolazione della sua popolazione lavorativa. Ho capito. Questo vuol dire che se io avevo una ditta di 100 persone, 25 dovevano una quota insomma che fosse riservata quella quota veniva creata, licenziando 25 persone di popolazione locale che hanno causato il famoso esodo dei triestini in Australia, Sud America, eccetera. Ecco, io volevo chiedere come riflessione. C'erano anche tanti esuli istriani che sono andati in Australia. A queste vittime triestine di guerra, grazie, buongiorno. Capito, allora questo è anche la dimostrazione, no, di quello che si diceva prima, che tante ferite o comunque tante questioni sono ancora aperte, sono ancora così dibattute dalle persone. Adesso non si sentiva benissimo quello che diceva il Signore, però insomma, una lettura un po' particolare. Sì, non ho ben capito la domanda, storia. Ho capito ciò che stava dicendo. Sì. Io penso che sia giusto parlare di pacificazione dopo tanti anni, penso che ognuno porti dentro di sé le proprie sofferenze, penso che sia legittimo, come posso dire, portare avanti la questione della memoria,
Ecco, ripeto, per quanto riguarda la CGIL, memoria e storia però non sono sempre la pagina del stesso libro. Noi esprimiamo un giudizio pur nel rispetto di tutte le sofferenze, però fisicamente sulla base dei fatti storici e naturalmente di quello che gli storici ci hanno prodotto dal punto di vista documentale. Sono favorevole, ci scrive Roberto, alla difesa ambientale, però è assurdo che questa venga applicata con norme suicide per l'economia soltanto in Unione Europea, in qualche zona degli USA e in Giappone, mentre il 95% delle emissioni inquinanti vengono prodotte dal resto del pianeta. Cina, India, Brasile in testa, in quanto tra l'altro Unione Europea, USA e Giappone non arrivano a 1 miliardo di individui a fronte dei 7 del nostro pianeta. Insomma, i numeri secondo me sono un po' sballati, però il discorso si capisce, no? Cioè, sì, io non voglio sottrarmi nemmeno su questo, perché è un tema delicato, perché sarebbe bene effettivamente per il nostro Paese che noi iniziassimo a discutere in maniera seria di questo, di ciò che noi abbiamo davanti, delle fasi di trasformazione, di transizione che in maniera molto veloce stanno cambiando anche i nostri processi produttivi e il nostro vivere. Perché già vedo una nuova narrazione sul tema, ad esempio, della questione casa come sulla questione auto. Ne parliamo spesso. Beh, è chiaro che vi è un tema, ma che non dipende dall'Europa, perché l'Europa non impone all'Italia e agli altri paesi di non predisporre politiche soprattutto per i soggetti, come posso dire, più esposti, più fragili. Cioè questo è un tema come quello collegato ad esempio al super bonus. L'Europa sta dicendo semplicemente che noi abbiamo la necessità di poter arrivare in una determinata direzione in un determinato tempo, perché vi è un processo che oggi io penso sia abbastanza visibile rispetto ai cambiamenti climatici. Con o senza Cina, noi dobbiamo arrivare lì, anche perché, mi chiedo, non è che se le case, ad esempio, non vengono riqualificate, la persona che vive in una casa non riqualificata stia meglio. Allora il tema è quali sono i processi dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista dei finanziamenti, eccetera, che un paese è in grado di produrre soprattutto per quelle fasce di popolazione che naturalmente quella tipologia di intervento non se le possono permettere, che è esattamente ciò che noi chiedevamo rispetto alla tipologia di investimento fatta sul super bonus. Andava bene l'idea di investire dell'incentivo sui bonus, andava finalizzato naturalmente rispetto alle fasce di popolazione che erano maggiormente esposte, perché darlo naturalmente è un investimento talmente, come posso dire, largo e importante che espone naturalmente anche le casse dello Stato. Quindi questo è un tema di politica industriale, di politica economica, eccetera, che in questo Paese io non vedo ancora, come posso dire, in discussione, se non in forme in cui già si generano le nuove paure, io penso anche per questioni assolutamente politiche come il tema dell'immigrazione, perché non possiamo sottrarci, ce lo abbiamo anche presente a Trieste, bene, e quindi fare, come posso dire, generare paura genera consenso. Invece qui noi dobbiamo confrontarci sulle effettive risoluzioni. Abbiamo la necessità di migliorare la qualità delle nostre abitazioni e la qualità anche del nostro vivere. Naturalmente questo è però in capo, come posso dire, ai vari governi e anche al governo italiano, che ha gli strumenti anche fiscali per poter intervenire e per poter mettere a disposizione delle fasce naturalmente più disagiate eventuali incentivi per poter predisporre gli accorgimenti necessari. Infatti hai citato il tema dell'immigrazione, immancabile, anche questa è arrivata, la mail di Stefano che dice: ma perché i presunti sostenitori dell'immigrazione come il suo ospite non vogliono vedere che l'immigrato è un problema sia di sicurezza che economico, così dice Stefano, insomma. Ma guardi, io dico questo, io penso che milioni di persone che si spostino da un continente all'altro effettivamente rappresentano un problema, perché in una società ideale le persone non dovrebbero mai spostarsi per necessità. Questo ciclicamente è capitato a tutti, compreso agli italiani, compreso ai triestini. Siamo stati anche noi immigrati, voglio ricordarlo a questa persona. Quindi dico questo, il problema non è se, fra virgolette, alla persona piace o non piace la persona immigrata. Questo succederà comunque, perché ci sono dei fattori che evidentemente fanno sì che in quei paesi quelle persone siano costrette ad immigrare, perché mi perdoni, io voglio fare riferimento sicuramente all'intelligenza di chi ha scritto naturalmente questo messaggio, ma possiamo pensare che persone, come posso dire, intraprendano una marcia di quel genere o arrivino in un barcone pur stando tanto bene a casa propria? No. Quindi questo è un dato di fatto. Il tema è come tu affronti una tipologia di complessità, perché è complesso, e oggi io penso anche il governo di centrodestra se ne sta rendendo conto. Nella nostra città
ci stiamo rendendo conto di un peggioramento effettivo delle condizioni, perché situazioni di marginalità diffusa come quelle del Silos non possono, come posso dire, migliorare la condizione generale. Allora la situazione è complessa, servono politiche da questo punto di vista che si facciano carico naturalmente di questi processi di integrazione, perché i processi di integrazione sono complicati. Segnalo però che noi non siamo di fronte ad un'invasione, perché i dati che ci sono forniti ci dicono che ad esempio la nostra città 20 anni, 30 anni fa o 50 anni fa aveva circa 220.000 abitanti, oggi noi siamo scesi di fatto sotto i 200.000 abitanti e segnalo che all'accrescere, come posso dire, culturale della nostra popolazione autoctona, ci sono tipologie di lavoro, io sfido su questo ad esempio chi ha scritto questo messaggio, perché io ho seguito l'edilizia fino a pochi mesi fa. Quando tu, fra virgolette, educhi tuo figlio e gli fai fare la scuola, le superiori, l'università, penso che l'obiettivo dei nostri figli non sia esattamente svolgere determinate tipologie di lavoro particolarmente impattanti per l'attività fisica. Allora noi non dobbiamo sottrarci al confronto, ci sono delle problematiche, vanno affrontate, vanno predisposte delle politiche che possano affrontare questa tematica inserendo, perché solo l'integrazione può limitare un problema che è oggettivo, perché ripeto, in una situazione, come posso dire, ideale, le persone dovrebbero rimanere ognuna a casa propria, casomai fare i turisti, perché le condizioni economiche te lo permettono. Lo permettono. Poi anche una questione di salari, no? Sul fatto che magari i nostri giovani non vogliono fare anche noi siamo esportatori di manodopera, ecco, la dico così, perché esempio, non è no? che subiamo solo noi, i nostri giovani, ecco questo è un tema ad esempio che riguarda Trieste in maniera molto forte, perché abbiamo un problema molto importante soprattutto dal punto di vista industriale, perché è evidente che nel momento in cui noi formiamo le nuove generazioni e non trovano sul territorio sblocchi dal punto di vista economico e dal punto di vista occupazionale, vanno alla ricerca anche in altri paesi, un'altra generazione questa, vanno alla ricerca anche in altri paesi di condizioni migliori. Quindi noi perdiamo due volte. Perdiamo perché abbiamo investito dei soldi dal punto di vista governativo per formare queste persone e poi regaliamo queste persone in qualche maniera all'estero, le nostre migliori teste che naturalmente se ne vanno all'estero e non sempre ritornano. E non tornano a volte. Allora, Trieste, scrive invece Roberto, detta anche Lamento City, è la città dei comitati e dei cani. Dice, al di là dei cani, insomma, sui comitati, no? Diceva il signor Roberto, questo fiorire di comitati che invece prima giudicava insomma come un sintomo, non un segnale. Al di là della valutazione che fa il signore, perché tutte le valutazioni, come posso dire, ripeto, vanno rispettate, però io penso intanto che ci sia un elemento di partecipazione positivo. Da questo punto di vista, indistintamente da come la si pensi, il fatto che le persone vogliono ancora partecipare e impegnarsi, io penso che questo sia un fattore positivo. Poi naturalmente ognuno può avere la propria opinione, io sono convinto che tutti i comitati, adesso entro magari nella querela, nella polemica che ho sentito anche qualche volta rispetto alla vostra emittente, cioè è vero, i comitati non rappresentano in assoluto il 100% di un'area, ci sono legittimamente anche rispetto all'ex Pavana, ecco non volevo sottrarmi, ma sicuramente ci saranno persone a San Giacomo che pensano che ad esempio la costruzione di una palestra sia una questione positiva, ma naturalmente noi non abbiamo ad oggi visione delle persone che esternano questo se non nei messaggi. Chiaro. Allora il fatto invece che ci siano delle associazioni, dei comitati che si autocostituiscono è comunque un sentore di un malessere. Io pongo un tema rispetto all'ex Pavana, al di là della questione, come posso dire, normativa, francamente, ho scritto anche qualche tempo fa sul piccolo, francamente che venga predisposto l'abbattimento senza aver predisposto la variante al piano regolatore, mi chiedo laddove eventualmente non passasse, come posso dire, attraverso il passaggio previsto, diciamo, all'interno, cosa succederebbe? Perché intanto noi siamo di fronte all'abbattimento di quel sito. Poi inserire in un contesto come quello di San Giacomo una palestra di quelle dimensioni, francamente mi fa riflettere, io non so quanto sia nell'interesse collettivo, perché è assolutamente rispettabile l'interesse di quella società che dà lustro, diciamo, a tutta la nostra città, ma San Giacomo è uno dei rioni più densamente popolati, è un rione che ha anche problematiche relative all'inserimento, perché sappiamo
che è un rione composito, certo. E penso che avere spazi sociali e verdi, in questa città mancano spazi sociali di socializzazione per gli anziani, per i bambini, per i giovani, questo manca nella nostra città. Noi abbiamo assistito sostanzialmente a una privatizzazione quasi di tutti gli spazi pubblici. Grazie a Massimo Marega, torni presto a trovarci e buon 1° maggio. Insomma, grazie altrettanto. Grazie, noi ci fermiamo, grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata.